questo ci fa molto piacere. Intanto per iniziare volevamo come compagnia ringraziare il sindaco, l'amministrazione comunale che ogni anno ci chiamano a questo appuntamento estivo nel mese di agosto. L'anno scorso eravamo qua, 2 anni fa, 3 anni fa no, causa il Covid, ma comunque è un appuntamento che sta diventando ormai come una regola e questo ci fa piacere. Vedere la piazza così gremita da un lato ci stimola, ma da un lato mette un po' che so di timidezza, ma i nostri attori ormai sono collaudati a questo, per cui non ci dovrebbero essere problemi. Speriamo di farvi passare una serata in allegria, spensierata 25 anni fa. I più giovani sicuramente non la ricordano, ma anche un po' quelli che sono in età avanzata, giustamente non che viene ricordata. E allora diamo inizio subito alla commedia, speriamo di farvi divertire, buona commedia a tutti. Da ora ti si topata, momento venno, te non fai sciupolare in terra. Vedremo che cosa portano, che saggia. Ah, cos'è la mai musicale? Cos'è? Ora serve campano chi se ne fanno studiare oi? Ma sapidro. Va? Va. È permesso? Prego. Buonasera. Accomodatevi. Buonasera. Ah, vai, Permesso? siete Buongiorno. Sì. Donna Rosa. Ah, buongiorno. Ma dopo la da mettere, mamma? No, aspetta, falla posare qua. Pigliate, aiutatemi a spostare sul tavolino. Subito. Avanti io. Le va Mettitelo già. Dopo. Ah, va bene? Buono caffè. Adagio però. Allora, io faccio rumbe. Avanti. Mettiamolo Spostiamoci sta poltrona. la poltrona qua, tanto a me. Qua. Che campo di usa? Ma chi tu solo c'era, non c'aveva nessuno tappito? Che c'entra, signora Rosa? Pure tappito portavo. Allora io devo pigliare. Un minuto per a pigliare. Con Va permesso. bene. Quanto è bella sta poltrona. E bravo papà. Ma che così belle, Talia. A presto poi ci facciamo una bella fodera di fila. E finalmente posso dire di avere una bella poltrona qua. Vero mamma, ma è troppo bella, veramente. Oh, la accattiamo un bel sofà. Abbenato. Con 4 cuscine di velluto. Sì. Oh, e poi che me con Mare Concetta, ci pensi che lui con Mare Vero, sai, Concetta? che tu bello. Sì. E pocca da re, ma cavacante la mallassare. Chi è? Ci mettiamo una bella credenza. Una credenza, un credenzone, stupida. Basta solo una settimana d'affitto do cappellaro, che io mi ringhio la casa piena di mobile. Vero. A così solo posso vedere questa bella casa mobiliata. Avevamo avuto 4-6 route, avevamo avuto Vero, qua. che so vero. Avanti, Donna Rosa. Le carezze. Piano. Va bene. Davanti sta poltrona. Adagio. Ti vedo tappeto, Talia. Donna Rosa. No, a poltrona in capo c'è da mettere. Va bene, la poltrona in capo. Cacco si va bene? Adagio, che se ci rompono le cose di vincia. Donna Rosa, ma che fa terrecotta? Ah, finiamola, va! Manco l'avevo pagato ancora! E niente, non si rompe, ligno, Ah, Va bene. una cosa! Vi paga mio marito? Come ti paga? No, Come no? Come mi dice no, che la signora mi dice che ti paga? Ah, così mi dice mio marito, a me non mi interessa, vai, ti vengo! Bravo, se ora che facciamo signore, un provazzo, sulle lauree. Cammina, Arrivederci. Arrivederci! Troppo belle queste cose, Talia. Ma Talia che lusso! Che bella come da... Mamma. Ma tutta la rompe! Le modi di ringraziare! E la va a provare, bella amore. amore. Ma Ma non ne
ora potremmo fare una banna che No, non ti mettere i peli tu con capo. Talia, Arriva, già si secca. Orrazzo, La va a rompere a camera ora, la va a rompere. ma non l'avevamo a godere. A vedere questo, Angelo. Uè, È permesso? Oh. Oh, Mariella! Mario, tu sei... Ti piace, no Mario? È brava a me cucina Antonio, Vedi, che bella poltrona. bellissima! E che bello tappeto! Questa poltrona è comodissima, Allora io ti dico oh. di Susite perché vedi che è come una raggiata, Comodissima, che c'è? Quanti Scusi, spropositi per una semplice porzione. Ma ora se Dio vuole, qua facciate dentro la mia casa, stava a pulizzare i piedi per mezz'ora davanti alla porta. Cucina, cucina! Io te lo auguro con tutto il cuore, bella mia! Io penso che non ho fatto corna. mamma però tu la finire Sì, sempre. tu ti Lasciala Sì, stare. non può manco chiacchierare. Lasciala stare, Mariella! Si dice che ogni precauzione non è mai troppa. Tu resto, certa faccio ogni tanto ce l'hai. Ed è giusto che tomate piglia su precauzione. Ma dimmi una cosa, tutte queste filosofie ti insegnassi sotto l'arme per ora? Sì signora, è un solo. Mi insegnavo magari, che sta lontano dal cuore, sta lontano pure dalla mente, cara cucina. Ci vogliono 3 anni di soldato per insegnarti una cosa Mamma. così vecchia. Vecchia quanto volete, ma sempre vera. E poi, Che cosa? si debbe Dio, Che cosa? si debbe Dio che si dice in tuo paese veramente. Avanti, che? Ma sei diventata così indifferente? Io mi credia veramente Che cosa? Parla, sentiamo. Sì, se mi dici, io capivo che tu mi senti dire. Che sento dire? Lo capivo benissimo. Dai, Mariella, ci l'ho fatto tu sotto cucina Mario. Perché a mia mi stanno chiamando le avole in testa. mi Ah, stanno. Quando me ne vai? Però tu pure che ci mette aiuta. Ah, aspetta, bene. pazienza Mario, pazienza. Uno vede com'è. Ma quando va a essere sta pazienza, Mariella? Quando va a essere sta pazienza? Ragione ha. Ecco, come ci stava dicendo ancora tua madre, un dirico che si debbe che si dice in tuo paese. Perché chi è che si dice? Che io niente ne capivo ciò Chi che si ci volevi dice? dire. Cavate, sì, te le rete, tu zio canonico. Vero? Chi Ah, si certo che gente? si dice. Oh ma. E tu che pensi? Che se fate sì delle rete dirette tu zio canonico, tua madre permettesse che tu ti facessi zitta con mia? No Mario, Ah. tu però non parlare Ah, così. certo che parlo così. No, ma tu chi crede? Che dopo 2 anni d'amore che mi ha torturato l'anima, ora io ti dico vatine? Tu no? No. Ma tua madre? Ma perché? Perché un'altra siamo ricche e tu resti povero? Ma che bei discorsi di pazzi mi sta facendo? Pazzo sì, cara Mariella, è vero, e mi scanda, No, perché avevo giorna che hai un pensiero fisso che mi immagino lo ci rivedo. E lo sai che mi dici? che ti dice Mario? Mario, tu perderai Mariella. No Mario, non è così. Ti tanto dico chi che so non è così. Ah, tu, da stare calmo. Calma, calma, che c'è? Tarà, tarà, Ma chi è? tarà. Chi è Antonio? Papà, Addenocchiatevi. Ma chi c'è? Passato terreno e 10 minuti di raccoglimento. Ma chi c'è? Che c'è? Non chiamano Mariella, se dice così, chi è? chi c'è? Uzzio. Zio! Guardate che bello. Oh, zio! Talia, Talia, che bello! papà! È bello, una cosa impressionante! Pare che parla vero! È una sputazzata. Vero! È vero, Talia, che bello, madre! È un po' sapete che è? Chi è? Che ti contavi che morivo. Pare che non sa, dice, vero? Vero è, Antonio, vero è, ha ragione.
Oh bello, capite com'è? E qual è? Come leva l'occhio d'ingoggio. Ma dice vero? Ma può essere mai? Lo metto così e mi talia. Talia, oh. Lo metto così e mi talia. Lo metto di da re e mi talia. Vero ha ragione. Papà, ma cara mia parca Talia, io non ci credia. È pure a mia, Antonio. Ecco, è normale, vincila su tutta la famiglia. È vero, è vero, è Ecco, vero. è vero. Volete vedere? Aspetta, papà, levo vaso. Io, che magari lo sistemiamo, va bene? Prima sistemamolo prima. Volevo mettere... Sistemamolo prima, detelo già Antonio. Volete vedere come un me la sa l'occhio d'ingoggio? Come va a fare? Venite qua, mettete la re mia. Cada re? Sì. A uno. Cos'è? E camminiamo piano, Adagio, Vediamo. Talia, come te talia? Ma vero, in Italia. Talia come te Oh, talia? vero. Talia! Ancora in Italia. Zio! Amato zio! Zio cioccolatino! Zio zuccherino! Zio zucchero impalpabile! Vengo teco! Oh! Chisto! Mo metto un do gabinetto. Ma perché? Sì, va bene, tocca bene. Ma perché? E poi ne faccio fare un altro. Ma perché ti ha messo un gabinetto? Così avendo un do gabinetto un passagiorno che io non io. Ah, logico, tu dici tu. Chi è vero, chi è vero. Mariella, Sì, papà. ti illumina a essere aggiumato. Notte e giorno, Va bene, Quando finiscono accattiamo l'altro. va bene. A rumora. Come lo fare? T'arricogliste finalmente. E che fu? Come nasce che farò becca morto? Lutto strettissimo, cara Lutto moglie. strettissimo. In omaggio alla buonanima. A buonanima. Talia. Tagliate che bello. Che bello sto quadro. Vero? Lo posso toccare? Sta attenta però, Aspetta che lo tocco, mi metto il camera. Ma che bello sto quadro. Ma che fai a olio? No, a burro. Burro. Anzi, anzi, metà olio e metà burro, miscato, guarda. Ma Cangelo tale, lascia perdere un quadro. Vieni qua, senti, che t'ha parlato. Ah, vedi che portare le mobile? Tale. Vedi che bella la porciona. Tale, ingigniamola, assetati. Avanti. Sì, ma comoda, oh. Io provavo a vedere Dammi sta Antonio, coppola, comodo. dammi campaccia, dammi sta coppola, che te la levo. Tieni qua, Mariella, le vaccine. Sì, mamma, la pizza. Dimmi una cosa. Ci passaste in un notaro? Certo che ci passavo, te davi. Chi ti disse? Maria, Chi è, papà? aspettate perché avevo conto. Sì. Senti, quando sentiamo che la mattina, sì. Lo trovavo a tavola E che... e stavo mangiando. E diceva, ho fatto di un certo conto Ugolino. Conte Ugolino, e poi dice? E dice che ci aveva mangiato la tigna alla cesta. Alla Che sono queste cose, mamma? Maria Santissima, che assassino! E che fanno hanno arrestato a chi Ma sto? ora hanno arrestato, che va a pensare? Ma... E poi? Ma veramente, papà, mia chissù mi pare che avesse essere un romanzo di chi più tanta Ma leghere. chi c'è, Mariella? Chi c'è? Ma che dici? Chi non siete un Orlando Furioso? Va bene, Dai, i due, sicuro. Tito. Ah, I due, Mario. Tito. vabbè, l'Orlando Furioso, sa quale cosa scrivi io? No, No, Sì, io l'Odissea, ignorante. Ah, può essere. sì, ecco può che essere. scrivi io, chi ti disse lo notaro? Torniamo alla storia, dimmi che ti disse allora, lo notaro. aspetta. Dunque, io stavo mangiando e mi dice che lui avevano avuto una questione in vita e poi ha ripigliato dopo la morte. Ma E uno ci diceva all'altro,
La bocca sollevò dal fiero pasto e ci mangiava la tigna all'arcivescovo. Io. Allora dopo c'è signor notaio, lasciamo ire. Certo, Naggio. Che mi interessa? Lasciamo ire. Piuttosto mi dicesse come finivo con il testamento. Infatti. E chi ti disse io? Il comincia a poliziare, si rende tutti sfumacchiati, non sape com'è, c'è segreto professionale, un può essere, Non ti voglio... dopo non si voleva sbottonare, Non voleva dire, ma io non voleva dire. ci disse, signor notaio, qual è sto segreto professionale se il testamento è pubblico? Ma giusto ci diciste. E io che ti rispondi? Allora dopo io pubblico non pubblicato Già. e perciò vede il testamento pubblico deve essere pubblicato perché c'è differenza tra testimonio pubblico e pubblicazione. Il testamento pubblico è la formula del testamento, quando invece il testamento diventa pubblico con la pubblicazione. E tu che ci diciste? Allora io ci disse, veramente non ne capivo niente. Ma veramente manco io, papà. manco io veramente, è così giusto. Ma io dico io, chi se lo daro, l'avesse sapere quella erede. Certo cosa sape? Io proprio così penso, cosa E perché non tu disse allora? Perché non tu disse? Anzi mi disse, diciamo, Che? chi stava a restare un bambino. Sei niente, appena dicevo, può papà, parlare, niente, va bene. Chi ti disse? Parla tu, Stangio. Dalla Bonarma, a via, a di pulizia per mia. Vero? Vero è. E intanto per l'associazione dei re, dice che io morivo con il mio nome in bocca. Ma veramente vero. Il suo vero. Chiamava sempre Ido, chiamava. Sì, è vero, papà, io pure mi ricordo, sempre Antonio diceva, sempre. Sempre Ido volia, sempre. E da Santa Muzza diceva sempre, Antonio, ti lascio, ti lascio, E sicuramente con più tempo di dire ti lascio ed vedi. Sicuro, chi sta a Sicura così a essere. Sì. E allora come si fa? Se io penso che giusto in un altro momento, quando faceva te lascio ci manca usciato e moriva. Sicuro? Così è. Così a essere. E infatti per associazione di re, lo medico curante scriveva dall'analisi logica Chi ti scriveva? che è morto per mancanza di fiato. Ecco, visto? Ora io dicessi una cosa, tu cosa non potevi dire una volta te lascio e ne redo in giù, invece di dire tante volte ti lascio, potevi dire ti lascio una volta meno e non ne redo in più. Buono che sei stato. Mai un po' Ne avessimo levata a fornicia, papà. Tanto come non a fare? Tanto Chi c'è? Ancora così ci sono? che la moglie ti comunico che Chi c'è? per il testamento ci vogliono 5.000 lire. Quanto? 5.000 lire? E tu ne la ma pigliare? E colavo i soldi? Ulave. Io ne l'hai. Ma figurava. Papà, come fa a Come fare? l'avevo questi soldi? Colave? Ma che saccia? Come va a fare ora? Forse magari qualcuno che ne imprestasse. Marco, Ma stai io pensando? Non ci potessimo dire, ho suo peggio. Ah, il suo petito, che non ti presta 5.000 lire. Ma i soldi lave. ma poi ne vuole un ciclo ne vuole. Ma che dici, No, Marella, ma che dice? Oppure l'avessimo a dire
a tuo compare Cora. Chi tu mi presta soldi e poi sa quanto ne vuole? No, lasciamo Chi sta perdere. adesso? E allora non lo faccio, papà. No, Non ci hai pensato. Ma, io ci pensavo. va, Scusa, cosa potessimo dire? Ho patrone di casa, ho cavaliere d'amore. quale l'amore? Ho cavaliere Vero, d'amore. mamma, vero. Ciao, ma ancora ci a dare un anno d'affitto. No, ma io dico, io non lo presta, perché un cristiano buono, vede che è con noi affezionato. Sì. Ma che E dici, pure secondo me avere un imprestasse. Solo che... C'è la domanda. Da, Vero? C'è la domanda. Io no, C'è la domanda. io no. Che studente vuole fare, papà? ma Secondo me, ma cercare buono quello che ci va a domandare, perché ci vuole una persona di coraggio. Ma chi Se capire e ci arriviamo a domandare sicuro? 5.000 lire. Una persona di coraggio. a cui ci potremmo dire? Ci potremmo dire. No? Mario, tu non ci puoi dire. Io non ci vuoi. Oh, lo diciamo maresciallo dei carabinieri. Ma chi c'è, Antonio? Che coraggioso di giorno che ce n'è. Allora, Racconta a maresciallo, vede queste cose. Ah, Allora proviamo a dire. io penso che il cuscino ci facciamo pure 5.000 lire. Siccome non aveva massa. Tu sei una dittatura. Avanti, Tu capito? sempre pensano male, penso. Se c'è tanto di testamento, Io ancora non ho visto niente. a così ci dice un ti presta 5.000 lire. E allora ci diciamo cavaliere d'amore. E basta. E poi ti voglio dire una cosa. Io in questa casa non ci voglio stare più. E manco io, mamma. È logico, poi andiamo dal nostro palazzo. Bello palazzo. Picciotto. Bello palazzo. Vero. 4 piani, Quattro piani, Quattro Mariella. piane. 4 pani e 4 vasche del bagno. Quattro vasche di bagno. Insomma, Madre. Ma. oh, Che- basta pensare che c'è una veduta, tu affacci da un lato, E chi c'è? alla faccia da un lato E chi si vede? e si vede ospedale. Tu, Che veduta. tu ti senti male, non c'è bisogno di pigliare carrozza e cose, a piedi e te ne vai ospedale. Perfetto. E poi, dall'altro lato, un'altra bella veduta, e chi si vede, Antonio, da banna? un camposanto. Io la stanza voglio casa faccio ospedale. Perché? Tu, Mamma. vuoi fare, c'è una preghiera di morticelle? Sì. Te ne Si va? dica stesso, Ma giusto? faccio un finestrone, Buono, e dati si dice la preghiera. Da proprio. Che è, un mi piace? No, buono proprio. Ah, Ah. oh, ci sono 4 vasche del bagno, la magnificenza. Sì, e visto che ci sono questi 4 vasche di bagno, vedi che io mi voglio fare lo bagno tutti gli E giorni. pure io, mamma. Antonio, pure io mi vengo al lavoro. Buono, Sì, buono. c'è va essere una scasciata generale, c'è va essere. Buono, buono. Ah. A me figlia. Poi, a me figlia, ci ha fatto una bella vestaglia verde. Come dice tu? Tu bella pare solitarie. Sì, c'è ne essere solitari, passa le cantiglie e carne luna. Avanti, finiscila. Sento dire brillante, capisci o no? Ah, un bello cappello, tagliame, un bello accetto davanti. No, la gente va essere da re. Perché la re? Perché davanti non tu sai chiuso, informati. Quando poi è bella e pronta, la pigliamo e la mettiamo fuori dal balcone. Già, la mettiamo fuori un balcone. Perché? La mia figlia è astratto e aspettiamo casicca. Ma finiscila. Antonio, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Io dico ai matrimoni hanno a venire a 4 a 4. Che dici? Tu che dici? Averne i soldi. Io ti avverto, che se venisse qualche avvocaticchio di cause perse, o qualche dottoricchio, o qualche socanchioscio,
Io, tale a mia, ti autorizzo a licenziarlo senza manco chiedermi permesso. Bene, va bene. Io mi comincio a accontentare minimo du barone. Tu chi dici? Veno barone? Può essere che avere un barone, che ne faccio io? Allora tal'è. Facciamo il conte? Ma un conte può venire pure, un conte. Allora facciamo un marchese. Un marchese ci viene sicuro, non ti preoccupare. Picchia a mia figlia, va a diventare aerostatica. Sì, va bene, Moncolfiera. Va bene, va bene. Dunque, io vi saluto che me ne vaio. No, ma Mario! E ricordavo che aveva l'impegno, non ne posso fare a meno. Senti il gioco, No. Senti il gioco, ti dico. Mi ricordavo che aveva l'impegno che non posso fare a meno. Che mangi con nato. No, più io mangiavo. Mangiavo, senti che mangiavo. Allora, domani viene No, mangiavo più io e per domani. Mi ne chiede Antonio. No, mi ne chiede. Sempre mangiato, lascialo Con dire. permesso, Antonio, scusate, ma me l'avevi scordato? Me ne vai. Vabbè, vattene, però ricordate che tu puoi venire sempre qua. Grazie veramente per Sia tutta... di notte che di giorno. Grazie veramente per tutta questa spropositaria. Grazie, me ne vai ora, però, me ne vai. Però ricordate che tu puoi venire sempre qua. La mia casa è sempre a disposizione tua. Chi ti dici tu? Non lo dico io. Diciste fuori, diciste. Commiti, notti, giorno, e sino a mattina. Vedi che tu sul giovanotto me la rispettare. No, proprio. Perché chi se sanno me, figlio di una favazza come mia. Ma abbi tu tocca. No, tu devi di mala maniera. Avanti. Però mamma basta sempre Tu così di zitto deve cose. tirare da banda, quando fate che ti riguardano, camminiamo. Sembra una storia sta Camminiamo. questa casa. Oh, sciata per matera. Aido, ora piglia mia figlia e c'è una I. Guarda. Vedi questo? Permesso! Oh, Cavaliere. cavaliere. Oh, cavaliere. Buongiorno, cavaliere, Buongiorno. Che piacere di toccare. Piacere tutto Che mio! piacere. Tagliasse. Una bella porzione! Vedi che bella. S'assettate, vedi? cavaliere, Ci s'assettate. piace questa porzione. Avanti, la settase qua. Com'è? Comodissima! Ah, Ma che vero. fate dello lasseto? No, Anche. di chissà cosa ancora all'inizio, caro Non cavaliere. ancora niente, Visto e niente. Tra qualche Cane. giorno, vedrà tutta questa casa, china di mobile. Madonna! Andiamo a fare tutte cose nere. Segge, piatta, pignate, tutto in nero. Tutto in omaggio alla buonanima. Sì, sicuramente. Oh, Vabbè, Ma- cavaliere, io già ci disse a mio marito, andiamo a fare una camera da letto, tutta da un cocò. sì, a Don Coco, a Don... Rococò! È lo stesso. Coco, quando Don Coco e Don Palito, ignorante. Va bene. Così. Allora, pare che tutto questo, la cosa è certa. Certa. Sicuramente, Certissima. cavaliere, sicuramente. Le rede. E allora dimostra quello che ho detto io, che effettivamente è vero. Certo. La cosa è certa, caro cavaliere. Il notaio mi disse che lo zio aveva una debolezza per mia. Sì, vero. E tanta debolezza che aveva che morivo col mio nome in bocca. È come finito. Non è vero, È vero, caro cavaliere. Dicilo come faceva lo zio, come ti diceva. Chillo mi diceva sempre, Antonio, ti lascio, debolezza, ti lascio, È così viste si viste. No. Ma che c'entra? Che ti c'entra, lascio cavaliere? erede.
Eh sì, perché senta, la E maiuscola funziona di prenome, il prenome sono io, è la cosa dell'eredità. È tanto chiaro, Cavalè? Ah, senti, Già, secondo l'intenzione della buonanima. Se permettete, don Antonio, uno dei testimoni voglio essere io. Di più, cavaliere, di più. Dossa, Cavalè, dossa. Ah, dici, lavando. Cavaliere, di più. Cosa? Ah, Lei ma va a pesare i piccioli per capro testamento. sì, Cavaliere, Cavaliere, per favore. Come? Sì, per favore, andiamo a fare il suo favore. Ah, Ne servono 5.000 lire. Ma voi ancora mi dovete un anno di affitto. Cavaliere, l'eredità. dopo l'eredità, ma un anno d'affitto, magari qui ce ne paghiamo. Ah, Da così ci di sono taro. Ah, che faccio? Pensare, Cavalè, che dice? Vabbè, vi servo. Bene, grazie, Cavaliere, grazie, Cavaliere, grazie. grazie, veramente, grazie. Ah, Cavaliere, c'è dire un'altra cosa. ah, Veramente poi dopo ce la stiamo a casa. Che- Come mi ha Certo. fatta a casa? certo, Cavalè. Certo, Ah, anche un zio poi si affrennerebbe, dice come te la sto un palazzo e tutti sanno che andare a casa. Anche per senso del rispetto. nei confronti del morto è un rispetto. Che va a dire chi lo poveretto poi? Ah, Beh, ora dico io, d'accordo, però don Antonio, venite con me, dobbiamo scrivere 2 paroline Ma in che modo si tale che Certo. liberiamo la casa. va bene, Cavaliere, ora mio marito viene con lei e scrivete 4 parole. Buono, avanti. Così. D'altronde, che cosa sono per voi i 5.000 lire di fronte beh, a questa grande eredità, a un palazzo a 4 piani? Sicuro. C'è solo la bottiglia di caffeddaro, la frutta che costate 30.000 lire l'anno. Capisci, Capito? Cavalè? Brava la signora, lei si vede che è una brava Io amministratrice. già ci disse a mio marito, Cavalè, in disse a mia. Io ci disse che ci hanno aumentare l'affitto a Chiso, perché paga una miseria, ma. Bravissima, bravissima. D'altronde è stabilito. Io mi abbatto per le case e mio marito si abbatte per le terre. Sì, io stesso abbatto per le terre. Eh. Però che ci pare che niente superbia. Non mi scordo mai era il cosugno. Don Antonio Favazza, sensale divina all'ingrosso. Vero, Ah, Ammiro la vostra modestia, caro Don Antonio. D'altronde non è che voi potete continuare ad abitare in questa casa essendo proprietario di un palazzo a 4 niente, piani. Cavalè, si vuole, si ci cresce così male, noi ci paghiamo vacantichina. No. Don Antonio, andiamo così firmiamo questa Avanti, carta. vai, ci accompagna Cavaliere. Accompagna Cavaliere. Sì, Grazie sempre, Cavaliere. Sì. Grazie sempre, grazie. Arrivederci, Don Antonio. Sì. Allora, Cavaliere, tagliarsi qua, Cavaliere. adesso che c'è? La buonanima. Vedi che bello, ci piace, Cavaliere. Bello. Zio, ti presento il nostro vicino di casa Cavaliere Amore, è il mio ex padrone, il quale mi presterà i 5.000 lire per capro testamento senza l'intervento del maresciallo dei carabinieri. Con permesso, amonine Cavaliere. Grazie sempre, Cavaliere. Prego. Grazie. Meno male. Quando me ne vai da banna io.
Mariella, vieni qua. Mario, tu sei? Sì. Oh, Te, Mario, che sei grazie. soppettia. Grazie, ma vattene, No, perché mi Vedi che mi mangia il dingia. Perché mi interessa a me? No, vattene, Mario, vattene. Ma perché mi naggini? Ma chi c'è di male se tu dottore. che ci tieni comunati se vanno bene? Chi c'è di Vedi, ma male? tu non vedi, mi mangia com'è. Io sogno disperato e tu sei ricca, vero? No, tu non dire queste cose, Ma io che Mario. colpa hai se ne volevamo bene, Renate? Sì, ma mia queste cose non mi interessano, Mario, mi interessano, però ora vattene. No, non me ne Perché vedi posso che mi io. mangia il da dingia. No, me ne vai. Vedi che mi senti, zitto, non gridare. Io, a me non mi interessa. Ida, chi vuole, Renate? Chi fa ti hai mancato mai di rispetto? Chi ti hai mancato mai di rispetto io? Ah, senti, a me Uè. mangia. Mi mangi. No, mangi. Sì. Me ne vai. Vattene. Isine, Mariella, tuo padre sta chiamando. Oh, madre. E ora come faccio? Mamma, saranno voci di fora. E come facciamo? Mi mangi cambiate da casa. Perché non ti lo dico a casa? Tieni su cosa. Sì, tu te, un ciatare. No. La mangi? Con cui parlave, ah? Con nudo, mamma, vedi nudo c'è. Sicuro? Ah, viene a essere voce di fora. Buci di fora? C'è. Senti, figlia mia, vieni qua. Senti. Prima che le cose si avessero a complicare con questo cucino Mario, è meglio che ci diamo a via di fora. Tagliame, sto pace, certe cose non le capisce. E non capisci che la paglia la data lo fuoco, piglia fuoco. Ah, e io, a mia figlia, la voglio fare a bruciare con quelli qui io. Non è futuro genero, aveva essere ricco e nobile. E aveva avere un stemma con 5 palle. E io non voglio a chi su con 5 palle. Senti, figlia mia, sta attento, testa capacchia come tuo padre, non ti voglio vedere più così. O fa che tu che ti dico io, o vediamo che provvedimento che va a pigliare. Ah, Senti, mamma, tu giuro, per quando voglio bene a Mario, che se tu gli che fuori di sta casa, io me ne vai qui. ma tagliatela sta caparde, tagliatela, l'ugna ne scio. Ah, ma che vuoi fare per ora? Ti vuoi maritare con uno che passi da mattina fino a sera? Chi ci vuoi fare mangiare tutta la verità io? Io l'hai caputo, che ti contavi che si parla di eredità, su tuo cucino Mario non ha fatto tu altro di casa a casa. D'eredità? Piuttosto a dire che avevo 2 anni. 2 anni? 2 anni di sciopinamento non ne ha caputo niente io. Ma? Però, mamma, non può negare che quando non c'era dote ed eravamo povere, l'unico che aveva buone parole per me era Mario. È vero? Ora che siamo ricchi, a Mario la va a mettere davanti alla porta. A me non mi interessa niente che tu ti dicevo prima. Ora tu sei ricca e tu con Mario ti ci marito. No, mamma, no, io non ho visto essere figlia di sto pagiuzzo. Ah. O io, oppure io me ne vai un commento, capisci? E non voglio sapere più niente. Va fatti monaca, Tamina, che meglio, va fatti monaca. Ignore me, te sta capace peggio di sua pace, che sta già. Non basta sua pace, non stare qui, vedere. Ignore me. Senti Rosa, Chi ha pure tu? dato Chi che può? c'è una bella giornata, Chi me ne può? vuole uscire a caccia. E che buoni, mia, che buono. Un fucile, pigliamo un fucile. Io non so chi mi ha fucile, aspetta che chiama tuo figlio e tu piglia tua figlia. Ah, ma all'estremo che io. Mariella, tuo pace ti vuole. Chi è, papà? Pigliamo un fucile che mi ne a caccia. Un fucile? E non l'ha visto Ah, sto non l'hai, non posso vedere. Da caccia. Ah, ma ne piglia un fucile da caccia. Ma papà, a caccia ci sono un sacco di cose, non si può grappere. Iniziamo, ah, ma ne. Ah, vero, da lei, che scemonita, che sogno, che ci aveva pensato che ho. Ci mise un catenazzo a chiave per demo. Ma il vicino è stato mai capito? Sempre, papà, sempre. Non lo so perché ogni volta che decido di fare una cosa c'è da essere impedimento. Ma fammi vedere se. Da lì non vedi che c'è Ah, fu catenazzo.
Ma io non mi ricordo mai che qua c'è stata una chiave. No, papà, sempre chiave dopo c'è stato. Cioè, non si può grappare un catenazzo, niente, non potevamo pigliare niente. Giusto, voi che volevano essere, È c'è per la gente. permesso? Avanti, avanti. Ah, Ciao, Maria Mariella, Antonia, tu ciao, sei? sì. Papà, tu cucina Maria Antonia, cioè. Buonasera, Oh. buonasera. Io me ne vai a Tabanna, te lascio come cucina. Carissima Ciao. cugina Antonia, Cugino, quale cattivo vento ti porta da queste ratate? sempre scherzoso lo cucino, sempre. Assettate. Oh, ma Talia che bella polciona. Bi. Ma che galanteria, oh. Ma che è Damasco? No, da femmina, eh. E quando mai, tu quando mai? Cuscino, chi te la potesse godere per 20 anni? Assa sonno, Ah, poi si sì. incamulisce. Ma è bella comoda pure, oh. Ah, lascio che si sbordi le molle. Vedi Chiaro? che delicato. Ah, vediamo ciò come sta a fare che io per mura annesci. Ah. All'estemone che ne... Ma, ma io non mi ricordo mai che c'è stato un catenazzo per chiamare. Antonio, e lo vedo zio, morio, Buon'arma, buon'anima, pace all'anima sua. già. Ma intanto lasciate il povero orfanetto Ma sole. che dici? Un zio che era maritato, che aveva figlie. Sento dire c'è cucine carnale, Ah, sì. fatti con lo stesso sangue, in tre epoche diverse. Che sei monacce? Sì, Io, tu e un cugino Mario. Favazza io, favazza tu, favazza egli. favazza loro, favazza esse, favazza i ladri. Voce del verbo favazzare. Antonio, senza babbiare, come tu fra tuzza e una soruzza ne avessimo a volere Venere. Antonio, me pace mi diceva sempre, Maria Antonia, la parentela senza scopo è la fratellanza più sincera. Lo sa che mi diceva? A tuo cugino Antonio Favazza la volere bene e la rispettare sempre come un anno, come un anno. Oh, guarda che avevo la stessa età. E avevo. vabbè, come un zio, come un zio. Attenzione alla data di nascita, cara cucina. Ma Antonio, io non mi ricordo mai che in questa cascia c'è stato mai un catenazzo, dico io. ascolta mia, Che c'è? lo sa che io ho pensato? Che? Ci ho pensato giorno e notte. Ah, non ha dormito Non allora. ho dormito niente. Ho pensato che se ne mettessimo tutti e tre d'accordo, ne potessimo sbattere a rubicetta do zio in parte uguale. Buon'arma. Buonanima, non ascoltare. buonanima. Lo sa, i stessi vicini di casa me l'hanno detto. Quanto sono buone queste vicinette di casa, ma quanto sono buone. Si fanno tutti gli affari so. Ma tu non sai che c'è un testamento regolarmente registrato e scritto. Un testamento, un'altra storia. Ma che sta pensando un testamento? Antonio, dite che se noi siamo tutti e tre d'accordo, un testamento non ha ragione di esistere, non potremo sfardare a mille pezzuda. Ebbene, Facciamo punto, pozzo canone, testamento. Buonanima. Buonanima. Testamento non ne dice. Oh, e ne vedremo tutte cose in parte uguale. Una parte io, una parte tu e una parte uguale
cugino Mario. Ah, L'idea è disinteressata. Ma io non mi ricordo mai che in questa casa c'è stato un catenazzo. Zumma Antonio, Ora affacciarsi. vieni qua, aspettati e ascoltami, vieni qua. Anda, Senti. senta mia. Senti. Oh, cosa è seria, vieni qua. Tu che vuoi terre? Oh, ti pigli terre e io e Mario ne pigliamo un palazzo. E se io volessi un palazzo? Piglia tu palazzo e io e Mario ne spartiamo le terre. Non mi convimbera. Va bene, pigliati terre, io capivo che a te ti piacciono le terre, quando ci si meno pomodoro, i carote, i broccoli, quello che ci può mettere. Vai Maria, io ci voglio seminare barbietole, broccole e merluzze. Sì, vabbè, merluzze, ma che sta dicendo merluzze? La terra è la mia e ci semino quello che voglio. Va bene, come dici tu, va bene, avanti. Ma che so, quando non ci fosse un testamento, cara cugina? Torna al re con sto schifo di testamento. Lascialo perdere il testamento. È la volontà dello zio, buonanima. Buonanima, Antonio, la volontà dello zio, buonanima, si sapia. Lo zio, una via preferenza per nudo. Io, dicessi piuttosto, che se siamo tutti e tre d'accordo, andiamo un notaro e prima che si grapo testamento, noi facciamo un atto di accontentamento. E così spartiamo tutte cose in parte uguale, restiamo tutti contenti e siamo tutti felici. Ma questo significa calpestare la volontà dello zio, buonanima. Cristo. Torna al re con questa schifia di volontà. Insomma, il suo canonico, una via preferenza per nudo. E poi sa come si dice? L'arma a Dio e a roba che tocca. Don Antonio! Cavaliere, se aspettasse un minuto che finisce il cane. Ho portato Se la carta scritta. aspettasse che finiamo un Va minuto. bene. Oh, E allora? insomma, andiamo alle corte, cara cugina. Io sono una persona religiosa e non voglio tradire la volontà dello zio Buonanima. Oh, io se l'avessi avuto delle preferenze bisogna rispettarle, non si scappa. A mia però, tutta questa preferenza non mi persuade che ho. Ora dimmi una cosa. Se per caso stamattina un notaro ne diceva che l'erede era io, tu che avessi fatto? Con buona salute e arrobbiato. Io sogno dal mio parere, ho un gaggio e non mollo. Basta. Insomma, un molle? No, Un molle? no, Un molle? no. E allora, senti che ti dico? Chi c'è? Chi c'è? Io sto venuto me ne vaio. Fattine, via. Sì, ma vede che ritorno. Ritorno e stavolta non vengo sola. No. Stavolta vengo con mio marito. E tu sai come marito sapete, come marito. Sì. Vieni con tuo marito. Non vi scusate di portare la cameriera, perché ne facciamo 4 risate. Ti fa sorridere. Sì, mi fa ridere. Dai, vediamo se ti fa sorridere ora. Senti che ti dico. Sentiamo. Sì, lo zio. Buonanima. Te la sai erede? Non voleva in testa? Cosa faceva con tua moglie? Pensa di gattina spinnacchiata e cosa nuda. No. Fino stasera la mazza chissà. No. Posso stare? Signori miei. Signore miei, e ora ci vai a chiedere soddisfazione a suo marito, vedete? Ma quale soddisfazione? Chi tu lo sa che robe? Lo sa.
Ma vero c'è crede? Ma che va pesano, Don Antonio, che va pesano. Tagliamo dall'occhio. Ma no, Don Antonio. Ah, E intanto che ti accontente. Don Antonio, mi dicesse una cosa. Lo zio in casa sua ci veniva. Che detto che ci veniva? Se ci veniva quando c'era lei, Sì, quando non c'era non ci veniva. non so che ci veniva, ci veniva. E veniva di giorno, Io, non so, di notte non veniva. no, che veniva. Ah, Veniva di notte. Ma che va pesano! Vuole prendere sul serio le parole di quella lavandaia? Sapete, Poi deve pensare il bene che le voleva suo zio. lo sa che c'è. Le voleva bene come un figlio. E poi Don Antonio, lo zio era un santo, E perché mia moglie anche lei è una santa. posso pensare mai che sei desante. Oh, fucile! Pigliatemi un fucile! Pigliatemi un fucile, pigliatemi! A re, papà, fucile, che fare? Che succede io? Vieni Che qua, succede io, papà? vieni qua. Che è? Che fare? Ride. Ma perché ridere? Chi è questa storia, Camora? Ride. Cavallè, tutto suo padre, figlia mia, tutto suo padre. Te l'avevo detto io. Vero è, vero è. Avanti. Cominciamo questa santa giornata. Ora mi vesto. E vedremo noi che andiamo a fare. Come sei? E allora, vedremo noi che andiamo a combinare. E allora, oggi si apre lo testamento do canonico Farazza. Ma, amabile. Boh. E muscoli. C'è permesso? È permesso, C'è permesso? c'è permesso. C'è permesso? Chi sta per essere sordo come una campana, santo? Faccio tu. Con voi parlo, buongiorno. Buongiorno. E posso mai sentire se parlate a così a lascio. Certo, adesso era. Ma che fa? Non c'è un notaro? Chi vuole un calamaro? Mai Maria, è una penna stenografica questa volta. Santo parlaccio tu con chi sto che pazienza mi scappa già. Scusate, amico,
Ah, buona, va? Volevo sapere se noi, se grape un testamento, tu canonico Favazza. Ah, stato un minuto. Sì, signore. Oggi siete lei, vede? Semmai, semmai, la mia signora qui presente. Oh, la mia, oh, la nipote. E che è per dire? È sordo. La nipote più incisica, Savazza. Ah, tanto piacere. Aspettatele. Aspettiamo, lo sa. Prego, Ne potremo accettare. prego, aspettate. Stamattina lo notario aveva una busta a mano di colore giallo. E c'era scritto questo è il mio testamento. E poi che c'era scritto, vedà? E poi un zacciuato. Santo, metteci un zagarro mucca e fallo sputare a questo. Ora ci penso io. Ami! Ami! Pazienza, pazienza. Perca! Fumamo! Sputiamo, forza! Ma che fa? Sputo! Ma chi sputa? Chi sputa? Io ci sentivo dire qua, parliamo di un testamento, forza! Parliamo! Parla! Ogni tanto non ci sento! Ogni tanto però, ogni tanto. Ogni tanto. Vieni qua. Andiamo tardi, Che può fare? ora ci penso io. Va Andiamo bene. tardi. Piano? Mamma mia. Sentite! Forte. Sentite! Vuoi pigliato un caffè? Ah, bello cuore! Dopo ci senti. Che son dise? Nene! Amore, vieni qua, Chiana, vieni! Nene. Vabbè. Un momento. E quando arriva? Ho tempo a chiamare, ce la dare quel piccioso, no? Stai chiamando. Possa comanda, vi dico. Vedi che fa, vedi? Nene, senti una cosa, c'è tazza di caffè, veloce però, ah? Va bene. All'esito, dammi. O tempo ci posso. All'esito. Meno male. Chi è? A sta signora come ci piace corto, lungo. Gran pezzo devastato e malato! Ma le valigelle a tesoro! Dove va? Vassetta, dove va? Chi capisce? Ma sentiste che mi disse? Capisci? La signora vuole cortarlo! Ma chi ti disse? Che mi disse? Che tu sentivi dire buon caffè? Parlava più pulito la prossima volta! Tu bastato! Assettati. Sempre cose tinte va pensando. Ma ecco se... Lasciare muta, lasciare. Zitto, e cerchiamo meglio di capire che c'è scritto nel suo testamento. che sto sa? Dicitemi. Dicite. Pazienza. Tutti i parenti di un morto possono assistere all'apertura del testamento. Ah, benissimo! Notaio, padrone dell'ufficio!
tu comanda. Grazie, grazie. Prego. Allora, se tu cucina Antonio, comincia a parlare assai. Divine santo. Vuoi che faccio? Io sto bastone e tu sbatto in destra così non lo ammazzo. Tu sbatto in destra. Aspetta, ma calmati, vieni qua. Perché non mi si parlare troppo assai? No, non ti preoccupare che tutte cose vanno buone. Sei mise di carcere, a suggiro mi faccia piacere me. Aspetta, ma tanto mi pare scandare. Non ti scandare canente c'è. Sentite amico, Che dite? avete stato gentilissimo, ma se avete questa intenzione, potete cominciare a Mai. Io cane stai. Io ma stare qua. Pronto caffè? O caffè, avanti, e te lo dopo, avanti. caffè. Dai, nene, ma chi si paga prima o dopo? Lo stesso. Zitto, devo avere caffè, zitto. E non mi mettere soggezione però, Parla sai? picca, parla picca come fare ma la figura. Piglia tu caffè. Un caffè. Ma chi stava qui? Chi stava qui? Morte subitane, mi vedi, sta a bruciare! No, ti altro non bevo caffè, chi stava qui? Ma come sei? Piatto, ma bruciavo, va! A raccogli il gioco. T'avevi staccare la lingua, t'avevi staccare. E se te la bruciassi una volta per sempre fosse pure buono. Ma lei va? Vieni, prendi una cosa, quanto ti ha dato? 100 lire servizio compreso. 100 lire. Ah, servizio completo! 100 lire. Cose giuste. Mi sono pure da portare. Ma chi stava qui? Chi stava qui? Ho visto il servizio completo! Ma qual servizio completo? Piglia ste da ceccidone qua. Come si piglia il gioco, figlia? Piglia il gioco, Vale, disgraziata. io non ne stai capendo niente, ogni te ne Una minchiuna sei. porca dille, avanti! Vieni, per favore, non queste cose, te ne qua. Meglio non parlo più, Per favore. Ma? E che Il completo sono, si porta vero? pure i tazzi. Ma se disse compreso? Compreso. A chi hanno a comprendere? Tagliamone, se vediamo qua con la mi conosco, se no io e qua notte facciamo. Ma vicino? Non ti sente un'altra. Oh! Ma sapete se tu c'è qualche altro pretendente all'eredità? Figlio, guarda, stavo surdo. Abbiamo capito che era surdo. Aspetta. Prego, con comodo. Arrasate catalotta. Mamma mia. Camora pure su raffreddura. Santo, non ha cenato se Questo carro? carro c'è da dare. Sì, non ha cenato se carro, vediamo se parla. Amico! Pazienza. Vai. Se permettete, vi offro un altro secardo. Avete a domare? No, grazie. Chi sto? Sono salvo o pizzerino. Ho pizzerito. Oh, piccirino, fuma. Ma. Non mi stai capendo più niente. Non aspettare per parlare. Ma dico io, voi l'avete a sapere l'erede? Non ci crede? Santo fatto dare a Rosa Carlo, che studente di visione, niente. Aspetta. Amico! Con comodo. Mia moglie voleva sapere
Siddu, quell'erede, l'erede, qua! E io che ne faccio? Sento che sei giornata per girare a finire a schifio. Divine, no, no, Porca della terra. no, no, no. Ma per girare a No, finire a no. schifio. Aspettati santo, aspettati, state calmo, state calmo, state calmo. Senti, amico, avete stato gentilissimi e io vi ringrazio. Ma se avete malintenzione, vi conviene facciami parete che sto un po' ni così. Non mi preoccupate. Non mi preoccupate che... Non mi preoccupate. Non succederà niente di grave. Se mi cucina Antonio... Se mi cucina Antonio, ossia il cucino di casa di mia moglie, non parla assai, perché in caso contrario, piglio il suo bastone e ci sbatto in testa, ci sbatto. State calmo. Ci sbatto in testa, No, no. sa stare muto, Non per c'è- quando è vero Dio. Non c'è bisogno che sicuramente tutte cose vanno dritte. Buongiorno a tutti. Ah, buongiorno Mario. Venite a chiedere qua, perché va mucciata da Redo Don Michelino, venite a chiedere qua. Venite a chiedere qua. Siamo. Noi non mucciamo Venite Mario. a chiedere qua. Tu sei meglio? Ammucciate da Redo No, non mucciamo, no, non ti preoccupare. E come io dico siete sempre allerta, Vacci, ah? Segnaleca. Diciti una cosa, ma chi sto qua? Questo è nato Favazza. Ora sì, Erede Poruiggio. Favazza 1, Favazza 2, Ora sì. ora sì. a completo. Caro cucino santo, questo se carrumuca oggi mi parete una canna fumaria, ma capite? Caro cugino, io lo vede, io di considerare un carro come, che sta a dire, a più bella femmina del mondo. Una boccata di fumo e per me è come una basata. Niente di meno. Sì. Con solo ma mi basta per levarmi in testa qualche malintenzione, Mario. Cucino, che vi è successo? Cosa? No, a mia niente mi è succeduto. No, e allora calmamone. No, perché sto tegno si carrummucca? No. Non pare succedere niente, Mario. Se l'avessi saputo prima, caro cucino, avessi portato una scatola di carne. No, non c'è bisogno, tagli a quanto è lungo chi. Ah, allora. Ho detto pezzino, mi ho detto. Ah, coraggio. Perciò la voglio fare. Ma, questo cucino Antonio. Ancora non si vede oggi. Ora bene, state Oh, tranquilla, non pare sempre. Ora bene. Non credo che soffennio. Certo, tu da parola che ci dici stai non ci aveva a dire, Maria Antonia. Perché che fa Santise? Perché? Che ci dici? Niente, che ci Senti, dici? Mario, cose di femmine, santo, cose di femmine. Cose di femmine? Io, saccio, cozzo canonico, una via preferenze per nudo. Se sta preferenza ci spunta all'ultimo, vuol dire che c'è fumroglio. Sì, ma mai che tu che pensi tu, cara Maria Io Antonia? niente saccio. Ma insomma, si può sapere che cosa ci dici? Mario, parla tu, sentiamo. Calmate, santo, non c'è niente. Io calmo sono. Che ci dici? Maria Antonia critica. Chi crede?
Con zio Canone capivo il debole per la moglie d'Antonio. Amando. E perché non è così? Sì. Non hai ragione. Con zio Canone avevo debole. Ida. Ora sì, Ida è persuasa così. Ma chi dice, fimmena. Ma poi, dico, uno sa che è arrivata a una certa età, fate fimmene, facete alla fine di sarde, uno sa. Sì, fate salate però. Salate. E perché quando sento? Come perché? Perché siete solo buoni per salare, perché? Tale santo, vede che io saccio ciò che dico. Sei una grandissima spallettera. Chi sei? A così tu ti fa compromettere. Finiscila, ma non Non me la dire queste Compromettere, cose. Che ci dici? Non c'è pericolo, non c'è pericolo. Non c'è pericolo. E mette caso che tuo cucino volesse soddisfazione. Me Che ci dici? così non vuole niente perché usate pure sa tutte cose e ci conviene. Faccia conviene. Zitto, Io non sono parlare. convinta. Sta zitto e basta. Caso. Bonsoir a questa nobile compagnia. Buonasera. Buonasera. Ma come si mangiava? Mettiamone più vicino. Mettiamone più vicino, va bene. Aspettate un momento. Avevamo a vedere buona, avevamo a vedere. Siete caldi. Siete aiutato. caldi. A camicia sei tu io, ma tu qualche... Vede Qua se io io fa. so, vede? Avanti. Chi super? Un becchino? Un becchino. Io sogno Chigio che stava a mandare al cimitero. Quanto cominciare però. Viste? Va bene. Siamo calmi. Scegliere una dice buona. Santo, calmati, non cominciamo. Santo, calmati. Caro cugino, posso offrire un caffè? Grazie. Il caffè mi dà energie. E anche amore è meglio che teniamo a posto. E allora che fa? Ti offro un bicchierino? Peggio, Peggio? E perché cugino? ma chiara in testa. Ah, ho capito. E arriva fino al cervello. Detto che si vede che oggi ha avuto un poco di riscaldamento, è vero? Già. Perché vedete, io ho due cannola, Due? come che ti andava a fare il bagno di tinta. Quando l'acqua è troppo calda, pito e mi scelo l'acqua. Ora in questo momento la mia temperatura è normale. Perfetto. Sì, ma basta pure una goccia d'acqua più calda che mi faccio vedere quel riscaldamento che vi diceva prima. Mi diceva. Calmone. E io Mi lascio fare. Oggi scialamo però. Scialamo giuste. Zitto tu, Maria Antonio. Palazze, poltrone. Ora i vasche del bagno. Già, mi voglio sciacquariare tutta. Sì, e un sapone lane. Merci, merci. Finisse! Santo, cominciare! Santo! Assessati! Non parlava con te, assessati! Assessati, Santo! Sei dopo! Santo, finiscila! Calma! Minchione! Cos'hai? A mia? Ogni dia zia! State saggi! Tu non ascoltare. Signor Mai,
Che c'è, cavaliere? Ma chi su? È un malacamma. Proprio lui è. Però non ti preoccupare, ci trova pure me. Ma quando gli entusiasmi, c'è che ha avuto un carro bocca e c'è carta. State tranquillo, ci penso Va io. bene. Io, caro Don Antonio, soffro di cuore e ci stufe non ne posso sopportare. Stia tranquillo, Non ti preoccupare, stiamo tranquilli. Sta preparando sono Va tavolo. bene, a mano quando ne niente. Ammazza. E io magari... Signora cugina, Dica, cugino. Temo. una preghiera. Quella frase che dicesimo ieri non la confermi. Tutto buono e benedetto. Non te ne parla più. Ma se la confermi, voglio una spiegazione, voglio. Io non dare spiegazione a nudo di niente. Assettati. E poi di parole da mogliere non risponde un marito. Parlate con mio marito, santo, vedi che bello cucino, vedi che bello cucino. Tale. Che mi avete a dare comandi? No, niente. Sentiamo, mi avete a dare comandi? Niente, preghiere, caro cugino, preghiere. Preghiere, vero? Venetina a chiedere. No, io caro. No, sì, venetina a chiedere. Io mi sono persuaso che quella parola è stata detta in un momento di collera e perciò la compatisco. Acqua passata. Io invece sogno di un'altra opinione. Casemmai posso combattere la parola e non la persona. E io invece compatisci a tutti e due. Vede. Sì. Oh. D'accordo? Io non sogno tanto d'accordo. E mi spiego. Ora, se per esempio voi avete un bicchiere di vino in mano, vi tengo la mano Sì. e vi dico, Carogna, che sprazzo! Carogna! No! Ho modo di dire, santo, sei dopo. Io? Ho modo di dire. Io dico che la carogna siete voi. Chi sto a Che rispondere? mi rispondete? La carogna siete voi. Che spavore! Carogna mia dice carogna. Sei il gioco! Don Michelino! Don Michelino, ma che facete? Tu siete meccanici, c'è! Io soffro di cuore. Aspettate calente! Ma chi fa si scanda? Ti scada! Ben variato! Ben variato un poco nel musetto! No, sedi! Questa sassetta, no. Non ti scandasse canente c'è. Speriamo! Per favore! Carogna. Ogni tia! Quando io vi tengo la mano, la mia intenzione non è chi ad offendere. E qual è allora? Qual è? Sentite. La mia intenzione era sentire dire che chi di dividere l'eredità in noi, Ho capito. o di dividere lo vino in due, tale quale voleva fare la vostra signora. E perché non era una cosa giusta? Zitto, ti non Da parlare. zittire tu, da zittire! Zitto, Da zittire tu, la colpa è la tua! Lasciatemi! Lasciami discorrere a me. Con mia si mette, con mia. Sotto me! Tutta la guerra la scatenasti tu, la scatenasti! Velenosa. Velenosa io! Velenosa tu ci sei! Ma ora io dico una cosa. Se la provvidenza mi detta a mia un bicchiere di vino,
mi lo bevo tutto io e voi potete parlare quando volete. Chi si esperto? Ma voi siete sicuro che questo vino è tutto vostro? Date case, case si vede. Case. E io buongiorno, buongiorno. Ma faccia l'inchino, faccia l'inchino. Buongiorno, buongiorno. Scusate il ritardo, io sto venendo dalla casa del vicario Chiarenza che doveva essere uno dei testimoni. Purtroppo è dovuto partire per Roma e non è potuto venire. Vabbè, rifacciamo a me, rifacciamo a me. Date a chi che mi interessa. Chi so vicario Chiarenza che abbia di No, doveva essere uno dei testimoni per l'apertura del testamento. Vabbè, sentiamole, va. Tanto, asciutta la stessa cosa, non stiamo Non lo posso occupando. asciuttare, Mario, non posso asciuttare. Va bene, tengo la Per domanda, tengo cortesia, la domanda. signore, per cortesia. Per cortesia, signore, un po' di calma. Calmasi. Oh, Calmasi. Don Michelino. Don Michelino. Unita, presente. Don Michelino. Gli eredi ci sono tutti. Sì, signore. Allora possiamo cominciare. Io qua già ho preparato il verbale pronto da firmare. Quando vediamo dire Ninni. Un momento. Un momento per favore. E quando mai parlare? Cominciare. Illustrissimo signor notaio, Prego, prego. Sentiamo chiaro. illustrissimo cugino Mario e altri illustrissimi di Caringia, in occasione del lieto evento della morte del nostro cugino Favazza, ho portato qui presente il cavaliere Amuri come testimone, Va bene. il quale testimonerà la testificazione teste presente. Testificherà la testificazione dei sigilli, Ma mi dia questa. il quale testificano la testificazione testificate. Sì, mi dia. Amore, attaccavo. Per cortesia, signor Favazza, si siede. Potevo Sia cominciare. calmo, si siede. Potevo cominciare. Va bene. Aspettate quando comincia sta messa cantata. Zitto tu, sì. Signor, per cortesia. Zitto, di cantina vecchia. Signor Favazza, Che mi dice? per cortesia. Basta. Sentiamo chiaro. Basta. E allora, io ho preparato il verbale, va bene? Pronto da fermare. Chi sto tocca a mia? Chi sto tocca a mia? Perché sogno il nipote più interessato. Avanti, che fa? Firmo. Ma che cosa vuole firmare? Ancora dobbiamo iniziare. Si accomodi. Un'ora Si ancora. accomodi. Un'ora, aspettati. Si accomodi. Un'ora, signor sì. Favazza. E allora a bagno? Ma che vuole bagnare, signor Favazza? Si accomodi. Ti dice Si accomodi. un'ora, Dobbiamo sedi. iniziare ancora, Sedi. signor Favazza. Oh. E allora, possiamo iniziare? Certo, possiamo iniziare. Se c'è qualcuno, prima che apro, se vuole contestare, può farlo liberamente prima dell'apertura del testamento. Mi raccomando. Signor notaio, permette? Fanno male. No, E parliamo. lasciatela Una parlare. cosa la posso dire? Lasciatela parlare. Non già parlare. Si piccusa! Stuto zio buonanima, un melassanente. Se andava a calare sto bambino! Non c'è signora. Dai, Stia calma. Calma. Possiamo iniziare? Oh. Cala via. Incominciamo. Oh, Ecco qua. Questo è il mio testamento. arre da capo. Signor notaio, ma andate che mi interessa che chi sono sul testamento.
Se vuole ci facciamo i condoglianze. Ma quale condoglianze, signor Favazza, per cortesia stasera? Ah sì? Questo, guarda qua, questo che c'è qui, questo è il mio testamento canonico Favazza. Questo è suo zio. E poteva parlare prima allora. Si stia calmo. Zitto, Vabbè. che sentiamo toccare di dire, zitto. Oh, non mi faccia perdere tempo, signor Non Favazza. ti preoccupare. Quasi. Continua. Avanti. Signor notaio, tu lasciassi stare a me cucino che è storico, Campana Per cortesia. Siete. Silenzio. Silenzio. Oh, vero, quando mi sono pantalona. E allora, lasciando questa terra di dolore, il mio ultimo pensiero lo rivolgo a Dio, perché nella sua grande misericordia possa destinare la mia povera anima assetata di cielo fra il sorriso degli angeli. Notaio, tutto questo è nato non interessa, e ma va, e ma va, non interessa è nato. Calma. Signore, per cortesia, Che E ma poesia! va. Che poesia! signor Favazza, signor Favazza. Ah. E allora, posso, Sì, continuate. per quanto riguarda le mie sostanze, dispongo come appresso. Casugno, pronto? Posso fermare perché a tutte cose venendo. Ma che vuole firmare, signor Favazza, che vuole firmare? Ancora devo continuare a leggere, abbiamo appena iniziato. Ma siete. Allora bagno. Ma che deve fare? Che deve bagnare? Si sera, signor Favazza, per cortesia. Si sera, per cortesia. Ah, Asciutta toccare di dire per ora. lascio mio erede ed esecutore testamentario l'amato mio nipote Antonio Favazza. Per cortesia, dobbiamo finire la lettura del testamento. Tutto nella mancodere. Ma stare qua. Aria, mi manca l'aria. Mangia Sì, Lascio Oh zio, te la sa tutte cose. zio, Oh zio. zio, Natalia la che amato zio, zio un petto rosso, questo gruppo in tuo omaggio sia fatta la tua santa volontà. signor Favazza, per cortesia, signor Favazza. Talia, come sono, Talia, le morte sono, Talia, come sono. Morte tutto, morte. Talia. Ta 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 morte Signor Favazza, per cortesia. Un po' di serietà. Mettete il casabanna, mettete più vicino a fermare. Mettete qua. Sai, è vero. Avanti. Posso continuare? continuare, mancava a Da lei che continuare. facci che ha? Lascio ai miei nipoti Maria Antonia e Mario Favazza la somma di lire 150.000 lire ciascuno. Buono. Si svelao Per tutto, cortesia. lo vedo chiuso, si svelao. Signora, da pagarsi questa somma
da pagarsi dal mio erede, che è lei, 3 giorni dopo l'apertura del testamento. Va bene, va Eh, bene. Lo vedo chiuso che è, Sì, tu dire. te. Per cortesia, signora. Sì. E allora, signor Favazza, lei dovrà dare ai suoi cugini 150.000 lire ciascuno. Va bene, per va bene. esempio. 50 me la Mancassi di chissà, signor notaio. Certo, tagliala che è vecchia. Signori, completiamo la lettura del testamento. Complete. Lascio alla mia cameriera Venera San Filippo la somma di 50.000 lire. Non è la cosa giusta che dite tu stessa. Signor notaio, lo servio per 100 anni. Vero. Da pagarsi per cortesia, da pagarsi come poco fa, 3 giorni dopo l'apertura del testamento. Lei non solo ai suoi cugini dovrà dare 50.000 lire alla cameriera Venera San Filippo, va bene? Sì. Oh. Perché 100 anni? Ora però posso fermare, giusto? Signor Favazza, per cortesia, devo completare la lettura del testamento. Ancora ce n'è. Allora bagno. Non c'è da bagnare niente, si accomodi, dobbiamo completare la lettura. Ancora ce n'è. Senti, vediamo che avete da dire. Vediamo. Lascio all'ospedale Vittorio Emanuele tutte le mie sostanze in terra Passamartino. Ospedale. Ma il mio caro cugino Antonio ora, dove se lo si mina il merluzzo? Per cortesia. Non vede come affronta. Un ginocchio terra, caro cugino. Mi scusi signor notaio, Venita. ma sicuro è che lei sta leggendo? Allora così nati siamo due eredi, giusto? Io e Vittorio Emanuele. Ma che c'entra signor Favazza, si accomodi. Io leggo quello che c'è scritto, si accomodi, per cortesia. Non abbiamo Così capito c'è niente. scritto. Sede. Vediamo che avete da dire. Santo è giusto, voi continuaste, signor notaio, continuaste a così, continuaste. Dobbiamo continuare la lettura del testamento, per cortesia. Fatti tu finire. Sì, finisse. Lascio alla mia venerabile chiesa l'intero mio palazzo. Ma la mia cara cugina Rosa, dove si va a sciacquariare ora? Oh, un bagno. Signor notaio, che fa? A bagno? Signora, per cortesia. Questo gruppo è tuo marzo. Sì. Santo Marzo, tale. Morti sono. Signore, per cortesia, signore. Ce lo deve fare. Morti sono. Accomodatevi. Chiedo scusa, Accomodatevi. Calma. Signor notaio, ma si può sapere che ce la sa chi? Per cortesia. Mi assetto. Continui, signor notaio. Non voglio né tombe né marmi, ma una modesta sepoltura che mi farà erigere il mio unico erede. Signor Favazza, adesso sì che potete fermare. Ma che ferma! Io con e tu ancora. Ma cancellare va dire. Come? Chi sto cominciando a dare soldi a chissà chi? Il terra ospedale. Come la siamo con un povero? E che povero di miei centinaia di io. Poveri di altri, non ci sono. Ma signor notaio, ma sicuro è che sta leggendo un testamento di Favazza? Sì, Perché nel settembre ne hanno voluto assai, dice. Ma Adesso è buono, adesso è Ma buono. lei che dubita, questo è il testamento di suo zio, canonico Favazza, per cortesia, si sieda, per cortesia.
a chi tu che stai vedendo, me cucino qua, Antonio, volesse vincere le prepotenza, Ci dai punto. Io proprio si Cavaliere, a uno settanta, io sono il cuore. ma dice. Don Michilino, dici No, che si scanda? aveva succeduto qualche cosa. Vedi, Mario, ma che fa di scalda? si scanda. Non mi devi, non si No, si accomoda, non mi devi. Mi pareva che aveva cominciato a piovere. No, si accomoda. Fa comodo che niente. Allora, signor Favazza, a quanto sembra non mi resta niente dall'eredità. Come non mi resta niente? Come? Com'è che mi resta niente? Ma resta un tutto specchio, tutto scavigliato, la sedia rotta, Faccio mobile tutti i rutti. quattro mobili tutte rotte. Ma dico io, perché mica mai rete? Perché? Per spartire i soldi a chi sta chiedo? No. Ma insomma, Signor notaio, mi faccia fermare che io devo andare via. Sì, si accomodi. Prego, Come va a fare? firmi qua. Prego. A bagno. I soldi pure cavaliere per mandare. Grazie. ai. E ci rimise pure le 5.000 lire. Ma cavaliere, come va a fare? Poi chi vi ha obbligato di lasciare le 5.000 lire, signor Favazza? Ma come mi disse lei? Lei? Portassi 5.000 lire e capiamo il suo testamento. E l'abbiamo fatto. Io ci portavo 5.000 lire. Ma l'erede è lei, signor Favazza. Ma mi ha assicurato lei, dice, venisse che l'erede è lei. Ma è così. Ah, allora io ora sogno erede per spartere i soldi a chi sta chi, no? Così sta Una scritto, bella signor cosa, Favazza. una bella cosa, sapete? Mi Insomma, stai divertendo tutto. che cosa mi volete dire? Io questo c'è e questo ho letto. Io purtroppo devo andare via perché ho un impegno importante. Ma, signor notaio, Sì, mi mi dica. scusasse, ma mi può ripetere a mia ste sordi come la va a dare? L'erede, signora, l'erede. L'erede. Sì. E Non mi- quando, signor notaio? 3 giorni dopo l'apertura del testamento. E allora, firmi pure lei, sì. Don Michelino, firmi. Casemo. Viduna. Io me lo mangiassi con tutta la tonaca, me lo mangiassi chissà. Cugino, lo sentiste, no? Lo sentiste? Signore, per cortesia, un po' di calma, io devo andare via, va bene? Con permesso. Con permesso, signor Arrivederci. notaio. Arrivederci. E lo sentiste, no? Per favore, non fare teatro, Mario Antonio, per 3 favore. giorni dopo. Come le vostre sorte, Lasciala sentiamo io. come lo va. Lasciala io. Ah, Luca Ruzio Bonanima, me le lasciamo contante, in contante me l'avete a dare, contante, massetto. E allora fatele dare dito, gioca un vedoso. Piano. Un momento che parlo io. Un c'è il punto, mi raccomando. Farma. Il canonico Favazza ha lasciato a mia moglie, la qui presente Maria Antonia, una somma di 150.000 lire Cavaliere. da pagare
se non ricordo male, in 3 giorni dopo che si è aperto il testamento, è vero? Dite una, state tranquillo, dite una. E se non ti pago, amore? Non mi paga a mia? Non mi paga? A mia non mi paghi? No. Se non mi paghi? Se non ti pago ci fa agitazione a giocare un fetoso. Agitazione? Ah, mia paga! non te ne scordare, no. Però, caro cugino, se tu fai un bicchiere di vino, ma un buffone a me sta pronto. Io t'ammazzo. Stava ammazzando. Ma Don Michelino, dici, vedi a guarda, finisce, Come le vuoi ste piccole, come le vuoi? Come le voglio? Come... Finiscila, Come le vuoi? Desci cadete, E ora me ne vai? Sì, Fatti, E ora me ne vai? Ma vieni come finisce qua? va bene, Voglio i soldi! che guai. Stai morendo! Come va a fare Mario? Come va a fare? Paradiso sento! Antonio, aspetta, morindita. No, io arresto qua. Arresto qua. Perché un notario mi aveva arrestato i soldi, dice come la lira. No, Ma se no ci brucia l'ufficio, mamma la brucia. A dove dobbiamo finire in galera? Va a finire. Io Ma qua. che dici? Amore, finitela! Ah, Sì, siete nervosetto e ve la date sta No, moto! perché ne butta. io devo andare. Mario, fai tu Sì, compagnia. cavaliere, si porta sta signora Rosa lei. Va bene. Si porta sta signora no, non lascia mio Rosa. marito. Vattene con cavaliere, vattene. Vale, mi faccio sto piacere. Vai, con cavaliere, se ci Me la penso io. porto io, Mi dai. raccomando, è una parola che mi disse la signora, non ci Oh, poi non le levo grande, vattene. Antonio. Vattene. Ah, che guai, Antonio, che guai. Che guai. Antonio, io credo che non ha sofferto come sta soffrendo tu. Milla mia. Questa partazza che ti figlio zio canone. Tua mia, ma scusate se ti parlo così. Ma io mi sento un comporto sano. Io davanti a tua moglie non mi sento così umiliato. E ora solo una certa circostanza ti posso domandare la mano di tuo figlio, Antonio. Ma tu capisci che mia figlia ora non me ne... E mica per tutto, Antonio. Ah, ma la camisetta è un corridore. Come a te la sa 150.000 lire e a mia figlia non ce la sa niente. Non ce la sa niente, ce la sa. Coraggio, Antonio, coraggio. E poi sta tranquillo che c'è Dio quando abbandonerà. Sì. E che coraggio, è coraggio. Hai fatto il cazzato di 12.000 lire del debito. Tu vestito nero.
Ma se era un altro con un decilino di cravatta tirava avanti. Per l'occhio della gente, non per il gioco. Ah, dico. Ah. Farabutto! Farabutto sei! Sì! Oh! Mamma, tanto lo finisce. Ma come ci va a paradiso? Com'è che ci va a paradiso? Come ti fanno nascere in paradiso? Ai ai ai. Ah, questo lutto fuori. Ma che fa, Antonio, che fa? No, non voglio vedere più questo lutto, fuori! Ora davanti mi voglio vestire di rosso, di bianco, di tutte le colori. Anzi no, Che fa? nudo mi metto. Che fa? Nudo come il sapò. Antonio, ma finisce la... Che fa? Vestiti, calma. No, mi vesto. Vestiti. Ma Non mangio a giocare ognuno che se ne chiama in paradiso. Come me la sai? Disgraziato, come me la sai? Ah, voglio morire. Antonio, finisce a dire queste No, cose. voglio morire. Facetemi morire. Un po' così come fa scandare, Antonio, per favore. Lasciatemi morire, vedete. Perché quando muore ci va a parlo di presenza. Ci vaio, la sperro e ci tiro è fatto come un conducolino fatto. E che fa? La bocca sollevata al ferro pasto del peccatore. Ma io non la sollevo, no! Non la sollevo! Che Io fa? me la ruzzico, me la mangio la testa! Vuole ruzzicare, me la mangio la testa, me la mangio! Fine secondo atto. Avanti. Guglielmo non si capito. Papà dice che ne potremo pagare. Perciò ora si viene a raccoglierlo. Che c'è da fare? Avanti. Què? Ti ha permesso? Ah, va, ci siete, se accomodatevi. Permesso? Io vi Quindi ma preparavo, vi preparavo, voi potete portare e io ve li stai dando 9 e pulite per come ne portaste voi. A me veramente mi pare un andicchio imbrugolazzato. C'è un brugolazzo. Io buone vi stai dando. Ma domandaci da cosa? Ma che si da cosa? Domanda. Che fa? Un mettere su, mettere d'accordo con i soldi. Ma insomma. mio padre dice che sono un poco care Ah. e quindi che ora non si possono pagare. Cara signorinella, si sa, ormai è per tempo finito per pace. Va bene, va bene. Nignemo, arrivederci. Venite a pigliare pure la poltrona. Certo, dopo. Che state facendo? Stiamo buttando. Mi scordavo i soldi da vinci. Che state facendo? Stiamo buttando. Ti stavo portando. Un padrone, Ma che fa? Ma che è un padrone? Usate tutto cosa posso che ci penso io. Mario, o papà dice che Mariella, li ci potevo penso io. pagare. Usate tutto cosa posso che ci penso io. Non ne stiamo capendo niente, chionnaggio. Ma cosa Mettiamolo. noi non volevo sentire niente. Riccardo, metti di sta panna, di sta panna. Ci vuole! Chi si dura l'otto padrone e ci A la mia la vita da risolta, dammi se salta Mario, ma che cosa sta facendo? Mariella,
tu da stare tranquilla, a chi ci penso io? Sì, però papà vi ha detto che se la viene a portare. No. E in giù oggi viene a essere tutte cose fuori. Chissà, e d'altronde una spesa meno per un nostro matrimonio, state tranquilla. Ma Nagio, chi sappiamo quando sarà sta cosa? È presto, Mariella, è presto. Ma e lo sa magari- perché? Lo sa perché? Perché? Perché hai speranza di impiego. Ah, sì? E così non sento più di sparlare a tomato. Ah, Oh, state tranquilla. aspettiamone, va. Io sa che ti dico, Mario. A me, Mario, da lasciare stare. Ah, che Lasciala ire, Chida, lasciala ire. Si la vedeva ieri quando si è recambato di notaro. ci credo, io ne la do, non Ma so. mischina, che ha ingia, che bisogna vedere. Lo capisci. È venduta assai tutto quello che ti ha fatto, Ma Mario. ora? Però tu avere pazienza. Ma quanto pazienza la viri io, Mariella? Però se tu mi va bene, a me Maggio la perdonare, perché se no Maggio come ne avevamo a maritare? E va bene, sta bene. A perdono. Meno male, sono contenta. E invece... Chi è Mario? Dimmi una cosa, tuo padre che dici? Ah, me pare. Chi tu poveretto, non si conosce più. Lo capisci? Ah, vedo notte, che un chiude occhio, sempre con l'occhio sbarracchiate tante, notte e giorno. Per forza. Per suonare se mezze, e di suonare se di essere in mezzo alle ricchezze e trovare se un pugno di muschi, che è bello. Vero, che è chi bello. vero, Ma intanto, che sa va a fare? niente. Mica può non fare niente. Un notaro tocca via di leggere lì, zio. Il Vangelo Mariella, Vangelo Vangelo Niente c'è. Ah, da lei, tu è. Antonio! Papà! Ma come nasce? Come nasce? Mi levavano un lutto in omaggio a tuo farabutto. Ah, diverse cose però. E queste cose qua che fanno? Papà, io ce l'avevo detto a Mi pare Mario. che abbia detto che abbiamo spedire. Ragione Ave, però io ce l'avevo detto e l'avevo recogliuto per portare Sille. Oh Antonio. Mario, un mose. La colpa a me. Ci pensavo io. Ci dette racconto e domani passo non so più e ci pago tutte cose. Va bene, allora ordinate il porto di lunedì. Non esiste proprio questa cosa. Chi sta in mia casa e i mobili restano qua. Mario, Chi è? tu sei troppo buono. Anzi, io ora di oggi in poi ti può considerare membro della nostra famiglia. Datemi aiuto, datemi aiuto, Antonio! Che c'è? Intanto... Se assettasse, facciamo così, se assettasse Chi che c'è? ora ne dice tutte cose. Cavalè, Fra tutte le altre cose, c'è un padrone della casa che vuole la cave o il stesso. Oh, Maggio, papà, ma come abbiamo a fare? Un nuovo inquilino, cavaliere. Uno piccolino. Fra tutte le altre cose, ci dette pure la casa che firmai io. Ah, cavalè, allora... avevi ragione, cavalè. E come va a fare? Ma non ti preoccupare. Entro stasera ci consegna a casa, ci consegna. E dove se ne va, don Antonio, dove se ne va? All'aria aperta, Ah, va bene. a così Ma unghio. come abbiamo a fare, papà? Come abbiamo a fare? Eppure non potremo ir sotto l'acqua Sant'Antonio. Va va bene, bene. Antonio, finisci a dire queste cose. Ah. Non ti preoccupi, a me ne vai, cavaliere. Va bene. Io, caro don Antonio, mi sento spezzare il cuore. Però non si preoccupi, entro settembre mi lasceranno 2 appartamenti liberi, uno sarà suo. A settembre? A settembre, Fino a settembre non è niente. a settembre. Per addio che a settembre muore, me ne vai pure io.
Papà, ma come avevamo a fare senza casa? A settembre, e mentre che facciamo? Uno non aveva a chi stare. Ci diamo alla campagna, non ti preoccupare. E non mangia tu farà tutto il dato. Signore, non ce l'abbiamo fare in casa nel paradiso, no? Ora la via lasciare, ora! Anzi, in $20 la via lasciare. Un paradiso già, vero, che vedi tu. In questi tempi ne già sarà centinaia. Lasciano un portone aperto e come le case. Te lascio. E mi lasciate a mare di qua e mi Buono, lasciate. papà, per favore, buono. Ah, non fare così. Ma Antonio, calmati, ora si risolve. Te lascio. E mi lasciate giù un po' di luce, mi lasciate. Almeno un po' di luce a me, corna. Ma in compenso avere la casa. E finiscila. Io Ah, manco chi sai tu, manco chi sai. Porco d'ambito di coscienza. finiscila. Non ci poteva stare Ah, vicino lì. comincia questo discorso. La puzza si moria. Figuriamoci ora che è morto. Antonio, Papà. modera le parole. Però basta, sembra una storia. Oh, mi faceva vedere 7 messe. Questo vero, 7 messe a York. questo vero, questo è vero. Pure a domenica mi faceva fare un sacrestano, mi faceva fare. Insomma, era il crostane alla chiesa che alla casa. Vero, papà, vero, Oh, se la mamma mai. Arre. Se la Non mamma. sbagliare a parlare. Per sparagnare acqua, non te la lavava. E se qualche poveretto ci domandava l'elemosina, lo sapete come ci Che rispondeva? ci dici? Buona salute e auguri. E se poi qualcuno si permetteva per comoro, lo sapeva come si partia. Come, papà? Non fare ad altro quello che non vorresti fatto a te. Certo. Ma dico io fare questo tradimento, perché? È buono, papà, buono piangere. Ah, Perché tutta questa benevolenza per a chiesa e ospitale? Quando ci sono le poverette, le parentuzze poverette che stanno morendo di fame, e niente, papà, come chiama a fare? Ah, se vogliono lasciare qualche cosa a chiesa, fallo, disgraziato, fallo. Ma le parentuzze da scordare, non mi pare giusto. capite, non ci scappa del mucco. Ora la conseguenza qual è stata? Che mi vestivo del rosso, di bianco, di tutti i colori. Azzurro. E non solo chissà. Di oggi in poi cominciai a bestemmiare la mattina. Ti dico io che adesso ti registro adesso. Don Antonio, sono velleità umane queste. Vero? Lo zio ha speso tutta la sua vita per la Chiesa, Ah già, quindi è per la Chiesa e quindi dobbiamo accettare quello che ha fatto. Però domando e mi chiedo, come mai vi ha chiamato erede? In effetti, ufficio apposta, ufficio apposta. Per fare memoria al presso di. non è vero, papà, non è vero, finiscila. Chi tu era esperto, dici? Ora a Giumme Nepute o la serede, poi si natura con la savonente, si piglia un corpo di sangue e dossa. Voglio morire. No, papà, per favore. No, voglio Senza morire. dire queste cose, che mi fai cantare. Voglio morire, facetemi morire. Facetemi morire. Lascia perdere, assettati.
come la massiccia, voglio nascere. Annata, ce n'è che No, ora Mario, per nasce. favore, pensaci tu. Siete, Antonio, siete, per favore, basta e poi siete tu. Niente, non dice. Mariella, Che è, papà? sto lutto, ora, Me le levare? ora sto lutto, ora, non voglio vedere più. Vestitevi del bianco, del rosso, di tutto quello, come mia. Mario, senti qua, vieni qua. Vieni qua, Chi è vieni qua. Antonio? Che è, papà? Liscite. Non la macchiere. Portala fuori, a passeggio. Anzi, al cinema, ditemi al cinema. Ma che stiamo a fare? Uscite, passate, bella, allegre, andate. E poi ci dice le andate, siamo tutte allegre. Io non ho ora di fare a brutto, uscite avanti. Ammonite, Mario, ammonite, va. E Mi fanno la divertitevi, sallerina, capite? possibile, com'è? Divertitevi. Sì, sì. Va bene, papà, ciao. Anto, ma che ne ci pazzo, ne ci Tu, sì, tutte tu. Ah. Ma, come ti come Sì, tu te capite, quante cane cui portai i pantaloni sogno io, Ah, veramente. Ti vedi? Ma com'è, cavaliere? Ma tagliate. Veramente. Mamma, papà, sta chiamando un barrino. Barrino? Un barrino sta chiamando. Piglia la scopetta. Che fa qua scoperta? Barrino, Hanno un barrino. pigliate la scopetta, pigliate. Ma ora volevo sentire il suo come di dire. Buttiamo da lì. Falla chiamare. Ah, da a fare. Ah, Don Antonio, l'ospite è Sara e l'ospite che verrà è un altro rappresentante del Calippo, Oh, per cui dovete avere la bontà di rispettarlo come ospite. Ah, ma dico io, a questo prete, chi l'ha nominato ospite? Sentiamo, va. Che cosa vuole da mia ma sono usati, Che cosa vuole? sono usati, Vuole qualche ricordo della Bolanda? Si decide che si può pigliare tutte cose. buono, va. Sì. Va, mi senti anche buono. No, perché io a casa mia, Parrini, non ne posso vedere più, manco stampato in un giornale. Oh signore cavaliere, come mi fare? Come mi fare cavaliere? Ma controllare perché un può essere, Mamma, sono fare come convinto. Sta bene, noi no, i Quando vuoi faccio trattigliare. music? Vediamo chi vuole, cavaliere. Oh, faccio Prego. vicario, si accomodi, si accomodi. Si accomodi. Oh, so benedica, si accomodi, faccio Vicario, Facciamo le mani. Grazie. Facciamo le mani. Grazie, Facciamo le mani, amico. si accomodi. Avanti, cavaliere. Come prima da sempre. Ah, cavaliere, si assettasse. Mamma, settate qua. Avanti, settate qua, mamma. Assettatevi pure faccio. Sei un attimo, caro cavaliere. Ci sono molti stati in questo portopalato. Sta vicario. E le mie gambe non ne vogliono più. Ma che vuole? È un modesto palazzo a 4 piani. Tutt'altro, caro cavaliere, tutt'altro. Ma il signor dove fa pazza? Qua doveva La essere. portinaia mi ha detto che l'avevo trovato in casa. Idolite. Qua deve essere qua. Qua dovrebbe Forse essere. non ti ha sentito buono. Mi sembra di vedervi un po' in imbarazzo. No. Che la mia presenza sia inopportuna. No, ma che fate bene, fate che vicario. c'entra, no. Ma che è appunto. Ma padre vicario viene qua perché desidera per ora qualche ricordo dello zio? No, signora, no. A me Allora? basta vedere questo volto stampato nel mio cuore. Questo è un ricordo sufficiente. Si tratta invece di una missione molto delicata che devo compiere con il signor Palazza personalmente. Allora, va chiamalo, va chiamalo. Stai venendo. Caro padre vicario, la va a perdonare se lo vedo un poco trasformato. Sì. Ma se un taccio se lo sape, ma di quando il Dio testamento, un po' di piangere dalla mattina Lo so signora, lo so. Quell'anima benedetta che Dio ha chiamato a sé. Meritavo il dare retaggio d'affetto, veramente. Povero marito mio, che non mi stiamo vedendo. Cavaliere, venisse con un minuto, venisse con un minuto. Vai, sta venendo. Vieni qua. Sta venendo.
No, oggi vengo. Si ricordi che è un grande rappresentante del paese. Vicario Carenza, le presento il mio povero amico Antonio Favazza. Piacere, signor Favazza, piacere. Ma chi fa? Chi fa? Talia, cavo parrino a tagliare. Fai. Come di tutto, però faccio fare. Però condivido il suo dolore, signor Favazza. E invendo prima parte per la sua letta anima che Dio ha chiamato a sé. Prima c'avevi a pensare, chiamare Però signor Favazza, bisogna che fate piacere un pochettino il vostro dolore. Ritornando da Roma ho appreso della morte di vostro zio, come l'apertura del testamento. Certo. Io avrei dovuto venire subito da signora Rosa, dovevo fare questa missione, purtroppo il viaggio da Roma è così lungo e mi stanca, la mia età stanca. E visto la visita oggi, e ve ne domando scusa. No, ma che fa dicendo, caro Patriarcario, che fa dicendo? Che si vede? Non sento una ragione però. La buonanima del canonico Favazza, pace all'anima sua. Guarda, Papà. Mi fu prezioso compagno nella vita sacerdotale. Per oltre 40 anni. 40 anni, Legati da un puro e disinteressato affetto. Insomma, vivevamo uno dei ideali degli altri. Dei ideali, degli stessi entusiasmi, tutto. Povero amico, l'avrei seguito volentieri io. Certo, s'accomoda. Antonio, finisce. Ammalatemi, signora, mi chiamò a suo capezzale E chi ci disse? e fece allontanare tutti. Mi diede una chiave della sua scrivania e mi ha dato sotto le benedizioni. Ma quest'atto divino si commentò in un abbraccio intento e profondo. Caro amico, l'avrei seguito volentieri di nuovo. S'accomoda, no? Sì. Ci crio. Poi mi diede una chiave, mi fece aprire un cassetto alla sua scrivania, mi fece tirare fuori un plico accuratamente sigillato e mi ha detto queste testuali parole. Amico mio, consegnerai questo plico al mio amico Antonio Favazza personalmente e di aprirlo in mia presenza. Lo sentiste? Oh. Che c'è? Perché vedete, ci sono 3 libretti al portatore di 5 milioni 5 ciascuno. milioni? Ora, signor Favazza, fatevi coraggio. Apritelo voi, dai, fatevi coraggio. Ma mi sistematino. Aprite. Fatevi coraggio, dai. Faccio pecare. Mi sento di capo. Fatevi coraggio, signor Favazza. Un zio si gelava l'anima e io mi sento coraggio di romperlo. Avanti. Apritelo, dai. Ma sento. Antonio Pedro, un piccino zio. Io mi sento piccino. E tu con le soltanto mani sigillate e io mi sento per un piccino zio. No. E va bene. Lo apro io. Ah, zio. È stato bello sigillato. Prima di stare popolo a piano.
Ecco uno. Zio! Amato zio! Ecco due. Zio mio! Quanto ti voglio bene, zio! Ah, quanto ti voglio bene! È l'adozione! Oh, zio bello, zio bello! Ma io lo sapevo che non mi potevo lasciare consentire! Zio bello! Grazie, zio, grazie, amoroso, grazie, lo sapevo, ti scusate del Scusate. parentuzzi, grazie. Siete sempre troppo penale No. e volete lasciare qualcosa da chiesa, lo potete fare pure. A chiesa dice. Allora bisogna fare una constatazione. Chi dice? L'intendimento verso Dio è stato doppiamente ammirevole, perché vedete, questi sono dei libretti al portatore e potete andare a rispondere la somma nel stesso. Se il vostro Dio avesse fatto cenno nel testamento, voi avreste dovuto pagare l'intera somma di successione, un'enorme somma. Cose pensavo, zio, tutte cose. Sì, sì. Dio buono e benedetto. Tutto buono e benedetto. Beh, mi raccomando i messe cantate. Ah, per questo non si Ogni preoccupi, giorno, mio palazzo. ogni giorno e la domenica c'è messa. Ci penso io questo, non si preoccupi, mio palazzo. Allora andate in banca, con questi libretti andate a ritirare i soldi, mi raccomando. Ora è fisso? Sì, subito, io Non ti preoccupate, non ti preoccupate, ora ne andiamo tutte a banca, nessuno ha i soldi, tutte tatta, sì. tattà. Ah, Buono. ora sapete, ora viene a me cucina Maria E ci Antonia, vanno i soldi, sai? che ti volevamo bene veramente, e ci vogliono i soldi. Oh, che ce n'è, me cucino Mario, lei non ci voglio caro, va bene. Ah, Bravo, degno nipote di vostro Dio. bene. Io lo vedete mi andate a dare quei soldi. E i mobili in quell'appartamento. Tutte cose mi porto. Come pure per quadro del salletto. Vero, la Madonna Lisa, Sì, ci dico l'autentico Tiziano. Tiziano, quello che dicevi tu. Io vado. Se ne va, faccio le cose. Sì, vado che devo andare in chiesa. Va bene. Grazie, padre vicario. Grazie. Grazie, padre Dammi vicario, mia, grazie. Grazie. Oh, passami male, padre vicario. Sta benedica. Grazie per le cose. Grazie, padre vicario, grazie. Grazie, padre vicario. Pensieri che apre, va. Vedi che pensieri che ha? Mariella, Chi è? quattro e lumine. Ma non lo mettisci papà o Sono quattro? tutte morte, Va bene, guai a finire. Dite, dite da banca. Ora è a banca, va bene? Ti accompagno io. Sì. Chi può pigliato? Tu, Rosa, tu pigliami, vai tu. Un cappello va? Cappello e una valigia, anzi pigliamo un baule. Un baule? Che fai con baule? Tutti questi soldi. Vero. logico. Dammi sul sciallo, quando sei vecchio, cammina. Papà, Dai lei, tieni, basta che ti scordi il capo. Vero. da lei papà. Un succi ci mangia l'occhio. Domani non ti cavo un gatto, non ti preoccupare. Andiamo in, oh. Leviamo qui, Andiamo. aspetta che stiamo a Rosa. Avanti, tieni qua. Faccia la valigia. Metti tu il cappello, tieni qua. E caccia il bastone. E mi raccomando però, stai attento, non basta che ti arrobano. Il statura della mia vita, Va Dio mi sarà rubata, con un direttore. All'esite. Aggiumasti dopo. Aggumavo. Sistema buono tu, zio. Avanti, sistemiamo. Quanto sono contenta, Oh, vedi
vedete così, signore, ci pensava Pennacci. Mamma, ci pensavo, signore Pennacci, io non ci potevo credere che abbia venuto in Ora questa dove maniera. ce l'ha? Sai, Perciò... Però, mamma, ora che hai dato, cominciamo a recuperare principe Ma barone. quale palle. principe Baruna? Poi a Mario e tuoi Sì. figli. Ah, grazie mamma, sono così. contenta, grazie mamma, Avanti, grazie. avanti, non ci pensare tu. Grazie. Non ci pensare tu. Adesso Cavaliere. Cavaliere, ho visto a mio marito. ho visto Novità, Don Antonio che si ne scala a porta qua. Hai visto? Era Era ma ti contento. toccai, E avanti. io Ma era contento. Sì. Una cosa succede, una grazia particolare. Che succede? Ora poi posso dire, a proposito, uno dei testimoni aveva essere Bossia. No, donna Rosa, basta Perché? con te Simone, basta. Perché? Manco per matrimonio di mia figlia. Allora la cosa cambia. Ah, chi so è? E chi fa una domanda poi ho zitto? Lo sappiamo, Lo sappiamo. tutto il paese, Mario. Ah, allora sono io, era stata quando capia caputo In casa sembra così va Ah. felice. Così. Ah, ma sanno sempre cosa all'ultimo, sanno. Ah. Che dici? Dove? E dico, ma ancora non hanno venuto. No, ancora no. Ancora no, ora sei nero però. vabbè. Picca aveva nero. Capace che c'è la fuga per aspettare. Se ho visto, Speriamo che tutto va ho buono. visto come era contento. Troppo. Ma- Ora come viene papà ci punta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Quando mi Buongiorno. Buongiorno. E allora, Nace, era conosciute e vittimo o cucino Antonio con Mario davanti a banca. Ci volevamo parlare, ma come ora è un'andicchia? Con le nerve pigliate non si può ragionare. Pensiamo di venire a parlare qua. Magari già Nace femmine ne sappiamo spiegare meglio. Avanti, parla. Tu parole, io subito mi all'esto. Avanti. Mi pare che voi è scadio legato. Tu l'asseto dello zio Già. è sorto nevio. Che avessimo a fare? L'avvocato ne disse che queste sordi nella vita a dare entro 3 giorni. E quindi l'erede e me cucino Antonio e l'erede ne la va a dare quando ne la va a dare. Ecco cucina Antonio, vostro cucina Antonio vi paga. E se non paga, Vi paga. dite che io piglio lo scere e mi faccio pigliare qua tutto il mondo. Capito o no? Donna Rosa. Capite? Mamma, vieni Io aspettati. me dico vero. E lasciala Se te la stare. mandare con te altro. Io? Aspettate, mamma, aspettate. Basta stare. Ma tu, Camora, perché vi state nervosendo e state facendo tutti questi discorsi? Ma poi sei disposto a pagare? E quando mai? Lascia parlare all'uomo, Marantonio. Vediamo se ci potò. Io... Chi c'è? Calmamone, non ogni samavo. Io calmo sono. Allora, abbiamo parlato. Io sogno le poche parole. E osservo. Osservato. Sti 150.000 lire, mi pare che tante sono, vero Marantonio? Disse sonno. Il vostro rispettabilissimo marito e padre di non me la va a pigliare, sentite? Da Cappella della Colesana? Calma, Oh! calma. Calma sogno io! Quanto ne sanno? Oh, aspetta che piglio all'otto, sentiamo, forza! Chi se Sentiamo! un affare che vi riguardano. Mamma, No. per piacere, per E a piacere. quello guarda! Ora viene mio marito, vi piglia le sorte e vi risbrizzia tutta dalla faccia, così, ta. Mamma, per favore, non ne vale la pena, no, metti La sala se La famiglia perché io, sa come sono per ora? Calma! Sa morire. Cavaliere, calma! Signore me, mi vengo fino a tinta.
entro stasera io voglio i soldi. Sì. Ma se no, a legge, ma faccio qui una mano. A quanto stai vedendo? State aspettando questi soldi per sfamarvi, non è vero? Parla la principessa di Taitunna. Sei io dalla mia casa, mi sento meglio della principessa. E davanti ai signori si sta con il cappello dalle mani. Chi se la vera educazione? Un miscanto io dico, ma un miscanto. Ma si la pensa da la colpa di tutte cose fu la tua, fo! Amica, La tua! dai innanchire Trovi la famiglia! Mamma, della per mia favore. casa ti innanchire, cosa nutile? Della mia casa. Lasciali stare. Non ne vale la pena rovinare queste triste. Tu cappello un terra a mio marito, circa, oh! Fatti soldi. Calmamone, calmamone, Bella. calmamone. Calma. Siete femmina e vi compatisco. E che fa? Casomai ci fosse mio marito che mi dà una soddisfazione. Lo capisci voi? E io qua, Orlando Furioso. E voi così rinato? Ma mangiate, ma mangio. Mamma, lasciali stare, mamma. Fumiamo, non ne voglio raccomare. Che bello. Quindi com'è? Un fumo io. Lasciali stare. Cosa fosse? Ma cosa nutile vede che fosse tu? Non a parlare adesso che ti sento! Non a parlare adesso che ti sento! Signora Malandò, calma. Lasciala stare. Dite che tu, morta di fame a Stato, è morta di fame a Chi rete! della mia casa, lo può capire, non va tinte. Andiamo a dare i soldi! Allora, A dare i soldi! Lasciala stare. va tinte. I soldi vuole. I soldi vuole. Basta. Basta. Mamma, per favore. Signora Vennero per Rosa. sciarriare si vennero. Ci dite a vostro marito che entro domani ma va a portare i piccioli. Ma se no ci faccio escere con la forza. Va bene, va bene. A mamma io Non calmo dico a tu. mio marito, i tirini ora, levatevi in mezzo. Ma ce ne ne levavo di mezzo! Lascia stare. Ma tu non ti scordare di nace! Veniamo, La pezza di tua mia famiglia! veniamo, però è una cosa, cavaliere. Voi siete testimoni. No, basta con testimoni. Voi siete testimoni. Siete testimoni che ci stai domandando quei buone maniere. Quei buoni maniere. Ci stai domandando quei buone maniere. No, veramente. A sto minuto ci fosse mucchionuto. No, tutta scantata. Siete testimoni, va. Tutta scantata. Ora fa scandare! Devono fa! I tirini della mia casa, i tirini. I divini. Domani ci danno i soldi. I divini. Da lì a vede, Vedete che lì finisce Venire ma guidare la ninja, cavaliere. Ma come Venire fa? ma guidare la vita dall'occhio, mi vede. Cosa di impazzire, Disgraziata. Pazienza, mamma. La pazienza, fanno scappare la pazienza. Ma così ti dove No, che ha visto così, che ha visto? Ma io non mi scanto, dico, va, non mi ci scanto. certo, se vieni. Non mi scanto. Io capivo perché vennero qua. Perché vieni? Vennero, che corriano, un quadro di Chito Don Mariano corriano. Tiziano, Ma come si signora, chiama? Tiziano, ma parla Don Mariano. Non sappiamo come si chiama, Sicuro che chi chissà. vennero. Ora però quando viene mio marito, bene, ci piglia se quattro soldi, senza miseria, ci sia tutto dalla faccia, si schifia. Sicuro E poi io sapete che faccio? Mi accatto un cappello e mi metto a passare davanti alla sua porta, mi metto a passare. È buono e ci faccio fa, vedere come ma sta così vedono. Ah, Però mamma la lasciare stare, quando vengono cacca ne vengono guetano fino a dentro, cercano le sciarde. Lasciale stare, mamma, lasciale perdere, non ne vale la pena, no. che sorte di scusa. Però chi si va a fare testimonianza? basta testimonianza, basta. Testimonianza, Basta. Mi vennero che mi stavano venendo a gradire dentro la mia casa. Via. Che sfogo grande dalla mia casa voi, che sfogo grande. Ma io dico sì, Don Antonio ci disse che i soldi ci luna e ora se ne abbandono. Sì. Fatela aspettare, fatela aspettare.
Aspettati. Aspetta. Assistati Antonio, assistati. Che fa? Dove va? Oh! Ma che faciste? Mi sfugavo! Papà, assistati, che paura! No. Mia madre, ma che succede? Adesso sicuro ma si incontra con tutto disgraziato, si incontra sicuro, che Antonio parla. Peggio. Ma che succede Antonio? C'è paura che ti rubaro? Peggio. Ma che fate? Dettere una cotellata? Peggio. Antonio peggio, parla! Che Ma che succede, Mario? Falli a papà! E quando va lì la banca? Quando? Stanotte, Di notte, stanotte, sei a coglione tanto la manuggio. Di notte non dici le macchie. ma io capisci una cosa, che cosa c'è la banca quando sei ambasciata? C'entra. Tagliatela. Ma che Appena sentivo che la banca aveva falluto, cadivo in terra longo. E infatti va la testa. Sbatti la testa, non ma sapere sbattire. Ti vedo, Mario. Parla tu, Mario, parla che dici ne caputo io. Arrivavamo a banca, c'era una furda che la gente pariamo che stasera in piazzetto. Erano tutti da aspettare. Un'ora, 2 ore, 3 ore, niente. Tutta una volta faccio un piegato. E che disse? Ma pensavo un cartello fuori e se ne da sì. E che c'era? E che succede io? Che succede? Un scoppava in terra, un chiangia, un bestemmiava. Ma perché? Si può per tagliare. Si fa lì a banca. Mi vai per votare? Che un uomo stinicchiato in terra come un cavatore. Antonio me! Un sandoleavo, mi dava conto. Un giravo e ho visto chilo di sangue. Non immagino come ti scantai! Certo, mi chiamano. Ci penso. Con l'aiuto degli artificiali arriviamo a portare all'ospedale. E che ti dissero? E il telegramma fortunatamente 23 punti di sutura. Cornella, riserva. Certo, Ma quale serve come marito ci penso io? Riserva, io ti devo dire, salvo complicazioni. Va bene. Antonio figlio! E le sorti si perse! Oh, vedi? È natura. Un marito quanto è ambasciata tutto il chilo di sangue e da pensare soldi. Papà, però ora cerca di riposare te. Sì. Vado a riposare, che mio non c'è né più riposo. Sì, però chi si è colpato mi caro carenza. Vero è. Chi si è colpato io? Vero. Anzi, io sapete che faccio? Papà. Ci vai e ci vai a Cammina. con permesso. Che mio non c'è né più riposo. Né notte né giorno. Mettiti qua, mamma. Tutto questo era previsto. Perché era previsto? Sì, era previsto perché io essendo un santo capisco ciò che aveva successo. Ma che dice? Che dice? Io pensavo, ora hanno tutto a barano di me nipote, ci lascio le librette a pettatore, poi se ne va a banca, vede che sei fallì a banca
e ci piglia un corpo e me lo sugo. Ma che E dici? se lo santo non la vai a sapere se vuoi. Ma che dici per ora? Che stai dicendo? Sì. Ah. Tanto. Donna Andò, ma che va pensando? Anzi, sei da mia. Pensa a tu cucina ma ancora capo le sorte, capito? Ancora a casa. Volevi vedere come vinnero? No, niente. Dichiaro fallimento pure io. A così ci piglia un corpo e me la porta appresso. Tuo marito me ne cavolo. Tutte cose di pignoria. Compreso lo quadro di chi tu, come si chiama? Don Graziano, come si chiama? Piano, signora, non Ma quale Tiziano e Don Mariano? Chissà che sono un quadro tengiuto di chissà carrettera che dicono male comunate. Ci dici che si può tenere tutte cose. A me non mi serve niente. Dipende capo, signora. Chi c'è ancora cose? Sì, perché ci sono di là gli operai che stanno portando via i mobili. A me dispiace, ma è una cosa che devo purtroppo fare. Avevi ragione, cavaliere. Ragione aveva Cavaliere. Di nuovo, Arrivederci. arrivederci. Come va a fare Antonio? Mariella, Che è, papà? ma che sei ma aspetta te qua. Sai papà, ma se tocca la titia? Che fuoco grande, che fuoco grande. Chi è papà? Talia, tutto quello che sanno. Mario è un bravo piccione. È un pezzo di pane a te a tua madre non lo fa mancare senza. Ma che dici papà? Ma che dici? Non fare questi discorsi, non cominciamo. Ma senti qua, mica potremmo stare sempre insieme là. Un giorno l'altro non mi ha lasciato. Ma per ora voglio morire. Amore, papà, finiscila. Voglio morire. No. Anche per mezz'ora ma voglio morire. Ma che c'entra per ora? Che non da capo. Ci dico ciò che ci voglio dire e poi me ne vengo a re. Ma però ora voglio morire. Finiscila papà, per favore, cerca di riposare. Calmati però, Ma che a riposare. Antonio! E amici, Antonio! E allora, mio marito ti disse e ti ripetevo che oggi aveva i soldi in mano, capissimo a fare meno guerra di cui io, ma io veramente... Antonio! Ma che ha? Ma che ti è successo, Antonio? Ma che facessi, Antonio? Ma che ave, mio cugino Antonio, che Antonio! E dimmelo che cos'ha? Dicillo papà, dicillo. Ma lì a C'entra a banca palluta quando è stata lasciata? C'entra! Appena dice che va lì a banca, che arriva in terra longo come un cicciolo. Oh! E poi? Ti scacciarono? Ma ti messo in ospedale? Antonio! Antonio! Ti chiama! Antonio! Non ti preoccupare! Si aggiustano tutte cose! Antonia! Antonio! Antonia! Antonio! Antonia! Antonio! Antonia! Antonio! Bravi! Così che voleva la prima, bravi! Ora spazio tutte cose!
aspetta, vi dico faccio un beccario. Ma la stato lo sta. Non vai a recare. Fallo parlare, aspettate. Fa calma, aspetta. Si accomodi, signor vicario, se settasse. Don Antonio, per ho favore. saputo dell'Immacolata incidente. Bella cosa. È terribile, è terribile. E voglio riparare perché la colpa è mia. Ma che dici? Sì, signora. Ma colpa mala sorte, No, ne signora, sono. io avrei dovuto consegnare il picco a suo marito il giorno dell'apertura del testamento. Perché Purtroppo uno figlio. non è potuto essere così. E voglio riparare. Vedete? Caro Don Antonio, questo qua è un assegno della Banca d'Italia Un assegno? di 15 milioni. 15 milioni. 15 milioni. Sì, un assegno di 15 milioni. E potete andare a ritirarlo. Un assegno. Oh, Grazie signor vicario. grazie. Grazie. Grazie per il vostro vicario. Mariella. Chi è, apro papà? e illumina. Avanti. È il lutto strettissimo, ah. Sì. Io, caro Don Antonio, ci tengo alla mia onorabilità. Sono anziano e sono più vicino a Dio. E voglio fino all'ultimo giorno della mia vita rendermi degno della sua memoria. Allora, mentre mi pare che questo sia un gesto generoso, si esplica una partita di giro, perché vedete, la banca si è fallita, pure la rimborsarmi i depositi. E così siamo a posto. Sì. Beh, io vado, vi saluto. I libretti per favore, mi dai i libretti? Tu sei prete, fate beccare. Grazie, grazie. Mariella, lasciamo le mani a Fate beccare. Grazie, Signor grazie. vicario, sta benedica, sta benedica. Grazie tanto per il Grazie, basta le mani. Grazie. Grazie. Signor Antonio, andate a riscuotere la somma. Come il poliziotti. Ora subito, Subito, fate beccare. Arrivederci, Grazie, arrivederci, arrivederci. arrivederci. Antonio, Che siamo, picciotte, facciamo festa. Sì. E andiamo a banca. Augurine! Fine della commedia. Allora, penso che ci siamo divertiti un po' tutti, giusto? Un applauso ai nostri attori, ci va, se lo meritano, se lo meritano. Passiamo in rassegna un po' a quelli che questa sera sono saliti sul palco per passare questa serata in bella compagnia. E allora, iniziamo con il vicario Chiarenza, Enzo Di Chiara. Don Michelino, Natale Marchese. Nenè, Antonino Costa, questo è un nuovo acquisto che fa la scintilla, i ragazzi promettono bene. Cavaliere Amore, Vincenzo Loverde, ritorna a recitare dopo tanti e tanti anni. Gli operai, Franco Currazzello e Antonino Volpe. Poi c'era il notaio, un certo Saverio Colletti. Mario, uno degli eredi, Giuseppe Di Benedetto. Santo e Maria Antonia, Filippo Mando e Maria Assunta Di Pino, marito e moglie. Mariella, la figlia Serena Mirabile. E poi ormai è una coppia
acquisita da tanti e tanti anni che recitano assieme. Rosa, la moglie, Maria Lucia Bontì e Antonio Favazza, Totò Gentusa. Bravi! Bravi! Un applauso ve lo chiediamo per chi non si vede sulla scena, ma da dietro ci dirige un po' tutto i personaggi che deve entrare, che deve uscire, quelli che devono dire, e sono sempre perfetti e puntuali. All'aiuto a regia Antonella Bontì e Rita Coscino. Bravi! In avanti perché ve lo meritate veramente. Le acconciature e il trucco sono della parruccheria Air Beauty di Bay Rossella. Un servizio impeccabile fra le luci e i microfoni, voce. Voglio ringraziare Giovanni Geraci che gentilmente ci mette a disposizione dove possiamo, i locali, diciamo. E poi al nostro sponsor, unico sponsor che abbiamo, Orto e Frutta di Giuseppina Mendola. Ritorniamo a ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale e ci diamo appuntamento al prossimo anno, speriamo, e pure alle forze dell'ordine, e qua vedevo pure che c'è un'ambulanza per eventuale. Tutto è andato bene, grazie a tutti, tutto è andato bene, solo i 25 punti di sutura per Totò, però salvo complicazione con riserva. Non dimentichiamo il nostro regista Saverio Colletti. Un applauso noi lo facciamo a voi che anche a tarda ora e con un po' di umiltà siete riusciti a seguirci fino all'ultimo, grazie. Noi il 2 settembre siamo a Contessa Entellina. Se qualcuno vuole venire a rivedere questa bella commedia, vi aspettiamo a Contessa. Una buona serata. Quando usi lo potere di carrecchieri senza lo sudore, facete un favore a fare con di coscienza, pensi che basta scienza.